presentazione molto breve perché i relatori sono loro, non sono io, e ci fa piacere ripartire un po' col nuovo anno, tra le tante iniziative che abbiamo in cantiere, con questa iniziativa che coinvolge anche direttamente un po' il nostro nome tutelare, che è Chesterton, insomma. Allora, intanto i due relatori, che sono Don Samuele Cecotti e Fabio Trevisan, e li accogliamo. Allora, Fabio Trevisan, leggo qui direttamente, felicemente sposato con laurea padre di Tullia, Tecla, Tossi e Tamara. Sono quattro femmine, quindi fondatore dell'associazione del gruppo Chestertoniani Veronesi, che ci aiuta a conoscere questo personaggio, Chesterton. Quando mi chiedono ma perché l'avete intitolata Chesterton e chi è Chesterton, alla fine mi rifugio sempre nel Chesterton è quello di Padre Brown, e allora capiscono qualcosa. Ma Chesterton ha scritto tantissimo, è un autore molto prolifico, ha scritto tantissime cose, e convertito al cattolicesimo, ha messo a servizio dell'evangelizzazione, proprio dell'apologetica, una verve notevole, una cultura molto grande, e quindi ha scritto veramente tantissimo. Oggi sentiremo un aspetto della sua produzione, e fin dall'inizio, appunto, fondando il circolo culturale Chesterton, ci siamo proposti anche di far conoscere, no, una figura così ricca, di cui tra l'altro, adesso non so a che punto siamo messi, è partito un processo di beatificazione anche, quindi per dire un cristiano a tutto tondo, ecco. Quindi diverse presentazioni sempre su questa figura e sul suo rapporto anche con Giovannino Guareschi, che è un'altra figura molto interessante della cultura italiana e particolarmente della cultura cattolica. Don Samuele, visto che a giugno scorso è stato ordinato diacono, è una persona che conosciamo bene, ha vissuto 2 anni qui a San Giovanni studiando presso i domenicani di filosofia, è laureato in lettere, è laureato specificamente in storia medievale e ha conseguito il baccellierato, dopo continuerà gli studi a Roma sulla storia della Chiesa. Ecco, ha pubblicato un paio di libri, allora quello adesso non inizio uno sul Risorgimento e quell'altro sull'associazionismo, ecco, e comunque poi ce lo spiegheranno loro, che faccia. Ecco, li ringraziamo di essere qua perché appunto stamattina dicevo a messa, provavo a dire a messa, che se è vero che il cristianesimo non ha, come ci dice Benedetto XVI, soluzioni tecniche, cioè ricette tecniche per risolvere i problemi economici, però il cristianesimo dà una luce proprio sulle finalità, per cui nel momento in cui il mondo costruisce un'economia che non tiene conto dell'uomo, è ovvio che i risultati sono quelli che noi vediamo, no? Invece noi come cristiani sappiamo di dover illuminare tutti gli aspetti di questa vita con la nostra fede, con la visione del mondo, della realtà e dell'uomo specificamente, che ci viene dal Vangelo. Quindi sentiamo, appunto, li ringraziamo di essere qui con noi, poi dopo ci sarà spazio anche per le domande e per ulteriori approfondimenti. Grazie ancora. Grazie a tutti. Sì, allora ringrazio Don Giovanni della bella presentazione, dell'invito, ringrazio anche qui il centro dedicato a Chesterton, in particolare Monica, ecco, poi vedo anche degli altri amici chestertoniani più vicini che sono venuti, l'ho già salutato e li ringrazio, e poi anche in questa splendida cornice, tra l'altro è una soddisfazione parlare di questi cattolici brillanti, perché qui, come vedete dalla prima slide,
la proposta distributista e abbiamo tre figure. Voi vedete alla vostra sinistra c'è anche scritto Gilbert Keith Chesterton, in mezzo Hilaire Belloc e poi il padre domenicano Vincent McNabb. Ecco, ha accennato Don Giovanni alla causa di beatificazione. In realtà qui ce ne sono già due, perché oltre a Chesterton anche il padre McNabb è iniziata la causa di beatificazione. Voi direte cosa c'entrano questi tre personaggi messi assieme? C'entrano e come? Perché intanto padre McNabb era il padre spirituale di Chesterton Belloc, intanto. E Chesterton e Belloc erano talmente affini che George Bernard Shaw li aveva denominati Chester Belloc, quindi erano talmente affini culturalmente e spiritualmente che li aveva denominati come un'unica cosa. Perché poi sono messi assieme? Sono messi assieme perché è tramite loro che è nato il distributismo. Io lo chiamo la proposta distributista perché qualcuno mi ha detto ma distributismo fa rima con comunismo, fascismo, nazismo, sembra un'ideologia. Qui stiamo parlando di una proposta cattolica che nulla ha a che fare con le ideologie, quindi con un riduzionismo dell'uomo, assolutamente no. Allora diciamo qualcosina di tre autori per passare alla seconda slide. Come già accennato Don Giovanni, Chesterton, vi do anche le date così vi orientate, sono tre autori che nascono alla seconda metà del 1800 e muoiono circa la prima metà del 1900, circa perché Belloc muore nel 1953, ma siamo lì. Allora, Chesterton 1874-1936, le do le date così inquadrate. Hilaire Belloc 1870-1953, padre Vincent McNabb 1868-1943. Quindi vedete che sono comunati anche da queste date. Perché è importante? Passiamo adesso alla seconda slide, così capite. Perché la proposta distributista nasce attraverso la riflessione sull'enciclica Rerum Novarum del 1891 di Papa Leone XIII, che qui vedete. Perché nasce da qui? Nasce da qui, leggiamo il motivo, perché già l'introduzione alla lettera enciclica Rerum Novarum è tratta della questione operaria. E queste sono le parole che hanno sottolineato e che sono da riprendere, che io le leggo come voi le vedete là. Poiché soppresse nel secolo passato le corporazioni di arti e mestieri, e qui faccio una parentesi per dire che il Papa fa riferimento alla soppressione avvenuta nel 1791 con la legge des Chapelets dopo la rivoluzione francese, in cui erano state soppresse in Francia le corporazioni di arti e mestieri, poiché soppresse nel secolo passato, quindi 1791, le corporazioni di arti e mestieri, senza nulla sostituire in loro vece, adesso qui leggo, perché qui manca una parte, sentite, perché è bello anche sentire cosa scriveva il Papa, nel tempo stesso che le istituzioni e le leggi venivano allontanandosi dallo spirito cristiano, avvenne che a poco gli operai rimanessero soli e indifesi, in balia della cupidigia dei padroni e di una sfrenata concorrenza. Accrebbe il male un'usura divoratrice che, sebbene condannato tante volte dalla Chiesa, continua lo stesso sotto altro colore a causa di ingordi speculatori. Si aggiunga il monopolio della produzione e del commercio, tanto che un piccolissimo numero di straricchi hanno imposto all'infinita moltitudine dei proletari un gioco poco meno che servile. Quindi qui va letta in questa introduzione l'apprensione del pontefice, è quasi un grido di dolore, e quando dice poiché soppresse nel secolo passato le corporazioni, è un grido di dolore, perché venute meno queste corporazioni senza nulla sostituire loro. Voi vedete che è importante quindi l'aver soppresso queste corporazioni anche per l'identità cattolica. Avvenne che, e poi leggete il resto, questo è importantissimo, e su questo si innestano le prime riflessioni di Chesterton, Belloc
e McNabb. Ecco, voglio dire perché dico Belloc, che Belloc, anche se ha vissuto gran parte della sua vita in Inghilterra, in realtà il papà era un francese, appunto Belloc. Si dovrebbe che poi morì il papà e lui con la mamma, che era inglese, lo portò in Inghilterra, dove, poi lo capiremo meglio perché, fece gli studi oratoriani e seguì lo studio del cardinale John Henry Newman, da poco beatificato da Benedetto XVI, quindi c'è un collegamento anche, e vedremo il motivo di questo. Padre Vincent McNabb, in realtà lo chiamavano il santo di Hyde Park, non c'è molto su di lui, in realtà ci sono 2 libri in Italia e basta, si conosce molto poco. Perché lo chiamavano il santo di Hyde Park? Perché lui la domenica pomeriggio andava a Hyde Park proprio per testimoniare la sua fede cattolica. Voi immaginate in Inghilterra protestante di allora il coraggio che ci vuole. Questi sono personaggi che hanno avuto un coraggio straordinario, perché comunque, anche se uno è francese, McNabb è nordirlandese, che però venne, fece missioni in Inghilterra, lì si conosce, però avevano un coraggio incredibile. E poi, non solo questo, avevano un'intelligenza anche profetica, una lungimiranza che vedremo ancora adesso. Le loro proposte non sono assolutamente teorie balzane, così, nascono proprio dall'approfondimento della dottrina sociale della Chiesa scaturita dall'area romana. Ora adesso andiamo avanti. Ecco, questo è il primo libro che io segnalerei, che è il libro di Chesterton, Il profilo della ragionevolezza, che viene considerato un po' il manifesto del distributismo. Chesterton ha scritto, come diceva prima Don Giovanni, ha scritto parecchio, ha scritto più di 100 libri, quindi condensato ovviamente in un libro. Non è che abbia parlato di distributismo solo qui, diciamo che in questo libro ha condensato un pochino meglio che cosa fosse il distributismo, ma ne parla anche in tanti altri libri. Ecco, non sto adesso a dirvi i titoli, magari se me lo chiederete dopo si può anche vedere, altrimenti facciamo tardi, 100 volumi. Belloc fece ancora di peggio, tra virgolette, perché scrisse addirittura 150 libri, qui siamo tradotti purtroppo in italiano. Io qui ho un grido di dolore come Papa Leone XIII, tradotti ce ne sono forse 15 in italiano. Pensate quanto ci manca per comprendere autori così profondi, e vi accennerò 2 volumi solo di Belloc che riguardano il distributismo per capire la profondità. Ecco, Belloc per la sua fede gli fu negato l'insegnamento della storia, quindi abbiamo Belloc che è uno storico, sarebbe uno storico di professione, ha dato tutto l'apparato storico al distributismo, quindi le origini del capitalismo, ecco, le origini della rivoluzione industriale, tutte queste cose le hanno prese da Belloc, che aveva degli studi approfonditi su questo, non sono mai stati confutati. Chesterton invece, interessante, nasce come fa la scuola d'arte, quindi nasce come illustratore artista, e vedremo infatti come attraverso di lui ci siano delle immagini proprio che condensano i concetti. Quindi Chesterton univa 2 anime, e in questo bisogna sempre considerarlo, l'anima dell'artista e l'anima del filosofo, quindi ragione e immagine, immaginazione e profonda riflessione. Quindi non c'è niente, io ho sottolineato questo perché mi sembra straordinaria, quindi il libro è del 1926, quando chiedevano qual è l'orizzonte che appare davanti a noi a Chesterton. Lui rispondeva così, e c'è scritto nel libro: non c'è niente davanti a noi tranne un monotono deserto di standardizzazione. Qui poi segue, non lo leggo perché lo ricordo a memoria, frutto del capitalismo, oppure del grande capitale e del comunismo, diceva. Questo è l'orizzonte nostro. Se non sapremo proporre una proposta cattolica, davanti a noi c'è questo deserto. La standardizzazione e l'omologazione, il pensiero unico, la standardizzazione verso il basso. Questo non solo riferito al pensiero, ma riferito anche alla produzione. Perché la proposta distributista, e qui dobbiamo dire qual è il significato adesso di distributismo, perché altrimenti si fanno tante idee sbagliate, è relativa a rendere il più possibile diffusa la proprietà privata. Questo, cioè rendere i cittadini responsabili, ciascuno che abbia una piccola proprietà.
perché ci sia questa massima diffusione della proprietà privata, bisogna che ci siano più proprietari, ovviamente. E questo è il senso quindi la distribuzione, distribuzionismo sarebbe la distribuzione massima della proprietà privata. Quindi non ha a che fare con le politiche, se vogliamo, keynesiane di redistribuzione del reddito, magari attraverso l'intervento dello Stato, attraverso il welfare state, lo Stato sociale e così via. Assolutamente, ha a che fare proprio con il processo produttivo, non ha a che fare sulla redistribuzione. Quindi che si tende, dato l'ingiustizia, si tende a spalmare un pochino meglio per rendere meno forte le tensioni fra capitale e lavoro. Ecco. Ma va fatto un processo che va pensato all'inizio, ha a che fare quindi con l'inizio. C'è anche un concetto importante che viene sottolineato nella dottrina sociale della Chiesa, laddove si parla di giustizia distributiva. C'è la giustizia commutativa o correttiva. Commutativa sarebbe quella relativa agli scambi, ad esempio l'operaio dà il lavoro e in cambio riceve un salario che deve essere corretto per quello che dà, quindi si chiama anche correttiva oltre che commutativa. Mentre la giustizia distributiva riguarda il processo produttivo, perché il processo produttivo ha a che fare con gli uomini ed è un processo che ha a che fare con la socialità dell'azienda, dell'impresa. Voi capite che è tutto un altro panorama, non si tratta di un riequilibrio finale, ma si tratta di reimpostare la giustizia all'inizio. Questo è essenziale per loro. Allora, dicevo di Chesterton e delle sue immagini. Guardate queste immagini qui, l'arco architettonico. Lui si chiedeva qual è il principio dell'arco, cosa sorregge l'arco. Qui sta tutta la dimostrazione del distributismo. Vi leggo due frasi tratte dal profilo della ragionevolezza. Il principio dell'arco è umano, applicabile cioè a tutta l'umanità e da essa utilizzabile. Lo stesso vale per la corretta distribuzione della proprietà privata. Qual è il principio dell'arco? Rispondiamo quindi alla prima domanda. Se volete, potete definirlo un affronto alla gravità, ma sarete più nel giusto chiamandolo un appello alla gravità. Secondo il principio dell'arco, unendo in un certo modo delle pietre di forma particolare, la loro stessa tendenza a cadere impedirà che cadano. E sebbene la mia immagine sia solo un esempio, in larga misura vale anche per il successo di una più equa distribuzione della proprietà. Quindi vedete, attraverso l'immagine noi abbiamo il concetto del distributismo, attraverso l'immagine dell'arco architettonico. Cosa sorregge l'arco? A sorreggere l'arco è l'uguaglianza della pressione che le singole pietre esercitano l'una sull'altra. L'uguaglianza che cos'è? È al tempo stesso mutuo soccorso, mutuo impedimento, cioè ogni pietra soccorre l'altra pietra perché stia in piedi e impedisce quindi all'altra che cada. Non è difficile dimostrare che in una società sana la pressione morale, vedete qui, adesso parla dell'arco fisico, parla dell'umanità, quindi la pressione e l'esigenza anche etica di diverse proprietà private agisce esattamente allo stesso modo. Ecco come spiega il distributismo. Vi dicevo che è un artista e un profondo filosofo, da qui insomma mi sembra evidenziato. Torniamo al lamento iniziale di Papa Leone XIII. Perché si lamentava soppresse le corporazioni di arti e mestieri nel 1791 senza nulla sostituire in loro vece? Perché lì hanno fatto una battaglia importantissima. Era importante questo, perché nel Medioevo sorsero una marea di istituzioni tutte finalizzate alla distribuzione della proprietà. Ecco, vedete, non è un richiamo però quello, perché molti hanno detto ma voi siete medievalisti nostalgici. Ecco, non è affatto questo, poi vedremo lo sviluppo. Intanto siamo nelle definizioni e nel sentire come la mancanza di un corpo
come ad esempio le corporazioni di altri mestieri, sia dolorosa, sia non dolorosa solamente perché si è persa una tradizione, ma è dolorosa perché perdendo quella tradizione si è dato a una conflittualità sociale determinata proprio da capitale da una parte e lavoro dall'altra, cosa che nelle gilde o nelle corporazioni, vedete che c'è scritto Crafts and Guilds, che sarebbero le gilde. Adesso leggo qualcosa di Bellocchi in riguardo che spiega meglio quello che sto tentando di dire io. E questo è preso dallo Stato Servile, un volume del 1913 di Lerberg. Nel Medioevo, ecco, sorsero una marea di istituzioni, tutte finalizzate alla distribuzione della proprietà. Attenzione, alla distruzione dei resti di uno Stato servile ormai dimenticato. Stato servile sarebbe lo Stato in cui la persona era resa serva, era resa schiava. Lui diceva infatti che la Chiesa, che poi storicamente fa tutti gli esempi, come abbia pian piano liberato i contadini dal gioco servile e come la civiltà moderna tecnologica neocapitalista abbia invece velocemente riportato i contadini ad essere di nuovo schiavi. Pensate alla bellezza anche di come è stata repentinamente, velocemente, ci ha reso ancora schiavi. Poi vedremo cosa bisognerebbe fare per ritornare a comprendere la distribuzione della proprietà. E continua per capire il significato delle corporazioni. Così nelle città ogni tipo di lavoro, tanto nel settore dei trasporti quanto in quelli dell'artigianato e del commercio, veniva organizzato in forma di gilde. La gilda era una società in parte cooperativa, ma per lo più formata da detentori di capitale privato che si univano in modo autogestito, con funzioni di controllo della competizione fra i suoi membri. Cioè cosa avveniva? Nell'ambito dello stesso mestiere, della stessa arte, all'interno c'era una funzione di controllo affinché uno non cadesse troppo in miseria, quindi si proletarizzasse, oppure che qualcuno assurgesse troppo ad una ricchezza spropositata e quindi si capitalizzasse. Ecco che faceva la mediazione, ma questa funzione era all'interno delle singole corporazioni, non era preposta né al sindacato per parte e né ai trust, diciamo ai monopoli per parte capitalista. La GIDA, allora ho detto, in modo precipuo salvaguardava con estrema cura la divisione della proprietà, con lo scopo di non permettere che all'interno dei suoi ranghi si formasse, ecco quello che dicevo adesso, un divario fra proletariato da una parte e capitalismo monopolizzatore dall'altra. Voi capite quindi l'importanza di questa proposta. Ragione e tradizione. Quindi abbiamo capito che si affonda nella tradizione, perché si parla quindi di un risveglio del cattolicesimo, di un risveglio della fede, però anche attraverso la ragione. Quindi ci si appoggia ad una tradizione cattolica, non a caso il distributismo nasce ed è cattolico, e vedremo che quanti si sono avvicinati e hanno compreso, vedremo alla fine il distributismo, la proposta distributista, se non erano cattolici più lo sono diventati. Farò dei nomi incredibili poi alla fine, e rimarrete così basiti, perché è straordinario come si siano convertiti capendo la proposta del distributismo, in realtà è così. Ma anche gli illustri economisti, purtroppo però nei nostri manuali, dobbiamo dire nei dizionari di economia, il distributismo non se ne parla, ecco, da noi è una cosa abbastanza sconosciuta. Negli Stati Uniti ci sono addirittura persone invece che hanno la cattedra dove parlano di distributismo e anche di teologia, ed hanno riviste come la prospettiva distributista e così là, ma si sa poco. C'è una cappa in realtà, soprattutto laddove si va a toccare un patrimonio cattolico, e sappiamo che dobbiamo subire un'egemonia culturale che non è cattolica in questo paese. Ci definiscono, ecco, questo è tratto sempre dal profilo della ragionevolezza, ci definiscono reazionari perché li definivano così. Se parliamo di un risveglio della fede, non me li sono inventato io le maiuscole, è tratto proprio esattamente così. Per Belloc e Chesterton la fede dovrebbe essere scritta con la F maiuscola, cioè per dire il coraggio, l'audacia di questi che come credessero davvero dell'apporto della tradizione cattolica insieme con la ragione,
che erano persone che sapevano come, cioè dibattevano pubblicamente con personaggi che erano atei e agnostici senza alcun problema e venivano anche rispettati in merito a quello che dicevano. Loro, qui ecco fa questa indicazione loro, è riferita ai capitalisti chiaramente. Loro non affrontano i fatti più grandi ed evidenti di una società più complessa e in sfacelo. Non osano guardare in faccia il loro sistema capitalista, dove la rovina è diventata la regola. Questo scritto nel 1926, quindi ancora prima del crollo di Wall Street del 29. Cioè voglio dire, siamo... Desideriamo, ecco questo che ho fatto una sintesi di 3 riflessioni, che si valuti se non sia possibile realizzare la transizione da un sistema capitalistico ad un sistema distributista, per cui loro si chiamano chiaramente, illuminati appunto dalla ragione e dalla tradizione. Un secondo solo. Ecco. Il bluff dei grandi magazzini. Questo è interessante, sempre tratto dal profilo della ragionevolezza di Chesterton. Allora non c'erano ovviamente i supermercati negli anni 20 e fine anni 20, però House c'era. Vedete che c'è l'immagine dei grandi magazzini o empori si chiamavano così. E questa è una riflessione importante perché loro già dicevano che credo che il grande negozio sia un pessimo negozio. Lo ritengo pessimo, diceva Chesterton, in senso morale e commerciale. Adesso vi leggo un attimo esattamente, eccolo qua. Sentite qui, quando lui scrisse questa cosa qui. Lui stava scrivendo sul giornale, il suo direttore dice: negò la mia libertà di espressione perché sostenevo che i grandi negozi e i magazzini iperpubblicizzati in realtà erano peggio dei piccoli negozi. Non abbiamo detto, Don Giovanni, che Chesterton era un grande umorista, oltre ad essere un grande uomo di fede e di immaginazione e così. Sentite cosa dice, divertente anche, ma ci fa capire come la situazione non sia poi così tanto cambiata, anzi, come diceva Chesterton, è peggiorata sotto questo punto di vista. Se fosse stato un attacco contro il governo, lo avrebbero tollerato. Se fosse stato un attacco contro Dio, sarebbe stato rispettosamente e diplomaticamente applaudito. Se avessi insultato il matrimonio, il patriottismo, la pubblica decenza, avrei avuto l'onore di titoli e mi avrebbero concesso un lungo articolo sui giornali della domenica. Ma il grande giornale difficilmente attacca il grande negozio, essendo a sua volta un grande negozio e sempre di più un simbolo del monopolio. Infatti, poi qui chiude, credo che il grande negozio sia un pessimo negozio, lo ritengo pessimo in senso morale e commerciale. Perché diceva anche in senso morale? Perché comincia a creare la irresponsabilità. Mentre nella piccola proprietà è responsabile, nella grande proprietà c'è maggiore irresponsabilità. E faceva anche degli esempi, adesso non sto, immaginate, voi entrate al supermercato e non sapete a chi chiedere, a chi vi vuole, a parte l'impersonalità, che è evidente, ancora di più, iniziava giallo, ma è evidente, quindi l'irresponsabilità, l'impersonalità, l'impossibilità di dire qualcosa riguardo al prodotto, perché a chi vai a dirlo, chi hai davanti, non ha nessuno responsabile, nessuno che ti possa rispondere. Questa è la situazione, già l'aveva avvertita, quindi non è come un piccolo negozietto che vai e puoi dire: ma no, lei mi ha dato questa roba qui, e poi anche dice: io sono qui, mi metto la cassa davanti e dietro, non rispondo di nulla. Cioè, voglio dire, capite la straordinaria qualità, l'irresponsabilità, l'anonimato che si crea attraverso un sistema del genere. Eccolo qua, adesso andiamo avanti. Vedete, lui vedeva la concentrazione commerciale come una reostat, una mongolfiera, e diceva così:
adesso arrivo anche su questo, che è bello anche leggersi, non potevo ovviamente scrivere tutta la frase. Diceva questo: con un'altra immagine lui riesce a riprodurre, diciamo, la povertà del capitalismo. Sembrerebbe una contraddizione, ma è così, perché sentite, oggi la grande concentrazione commerciale ha molti punti in comune con una mongolfiera, un grande aerostato. È gonfia ma di leggerezza, sale e tuttavia va alla deriva, ma soprattutto è piena di gas, ma generalmente di gas velenoso. Tuttavia la somiglianza più rilevante è che la più piccola delle punture fa sgonfiare il più grande degli aerostati. Voi capite che anche qui attraverso un'immagine ci dice di questa vacuità, di questa povertà, di una costruzione dove c'è la concentrazione e il monopolio commerciale, no? Che lui contrastava con il distributivismo. Avete capito? Da una parte c'è la concentrazione, dall'altra la distribuzione. E questa distribuzione crea personalità, crea responsabilità, dall'altra la concentrazione, oltre a creare iniquità, crea impersonalità, anonimato, ed è benefica, ma è tutt'altro che benefica, quindi veniva contrastata. Con un'altra immagine, bellissima, vedete, questa è la cascata del Niagara, e dice: che cos'è il capitalismo? Il capitalismo è come usare l'esistenza del Niagara per dimostrare che non esistono laghi. Bellissima questa immagine, Uno può dire: ma cosa c'entra il Niagara con i laghi? Vediamo se trovo il punto esatto. Invece c'entra benissimo, se non me lo ricordo. Un secondo. C'entra perché, allora, perché il capitalismo è come la cascata del Niagara? Che cos'ha di caratteristiche la cascata? La cascata è inarrestabile, non si può fermare, quindi diventa irresponsabile, anarchica, spropositata, è assordante, è anonima, se vogliamo. Il lago invece, vediamo l'altra slide, dopo se trovo lo leggo. Eccolo qui, vedete la bellezza. Lasciamo che il lago rimanga lago, lasciamo che la piccola proprietà rimanga piccola proprietà, non che diventi così come la cascata. Quindi il bacino del lago, l'orizzontalità, il limite. Ad esempio lui diceva: il latifondismo non sa neanche cosa sia la proprietà, perché è troppo sconfinata. La proprietà deve essere limitata. Non nega la proprietà, attenzione, perché non è socialista, che qualcuno ha accusato i distributisti di essere socialisti, assolutamente sbagliato, no? Non sono né capitalisti né socialisti né tanto meno comunisti, assolutamente, no? È una proposta cattolica che riguarda la definizione e la distribuzione della proprietà, non il cattivo uso della proprietà. Vorrei trovare, vi riprovo di nuovo, ve l'ero anche segnato, adesso vediamo se lo trovo perché è carina lì. Eccolo qua. Quindi avete le immagini della cascata, la verticalità del capitalismo e il bacino del lago, che è un po', questa immagine riassume il significato della distribuzione della proprietà, quindi l'orizzontalità, l'ordine, il bacino dell'ordine. È come usare l'esistenza del Niagara per dimostrare che non esistono laghi. Basta inclinare il lago e tutta l'acqua scorrerà in una direzione, però verticale, proprio come la tendenza economica rappresentata dalla disuguaglianza capitalista. Lasciamo che il lago rimanga lago e niente potrà impedirgli di conservarsi tale fino al giorno del giudizio. Vedete che quindi si innestano riflessioni di carattere socio-economico con riflessioni teologico, come tengono tutto unito. La fede ha a che fare anche con il lavoro, ha a che fare con la dimensione sociale, ha a che fare con tutte queste cose. Adesso passiamo un attimo a Hilaire Belloc. Vi dicevo prima 150 libri, soprattutto di storia. Questi sono i due che hanno più a che fare con il distributismo: l'Europa e la fede del 1920 e lo Stato servile del 1913. Vedete che in mezzo c'è il cardinale Newman. Perché? Perché è editore
l'autore nel capitolo originale dell'Europa alla fede ha il concetto di coscienza al Cardinal Newman, e credo che questo sia un apporto che non dobbiamo assolutamente dimenticare come cattolici. Per Newman il concetto di coscienza era il riconoscere la voce di Dio che è dentro di noi, sintetizzo in modo estremo, perché altrimenti faremmo, cioè riconoscere che la coscienza non è sentire in coscienza e fare quello che si vuole, ma sentire la voce di Dio che parla dentro di noi. Non è esattamente la stessa cosa della prima. Cosa aggiunge Belloc a questa riflessione di Newman? Non dobbiamo dimenticarci che lui iniziò a studiare dalle oratoriani e quindi sapeva benissimo, e lo cita, il concetto di coscienza di Newman. Qui è di una bellezza sconvolgente, ve lo devo leggere. La coscienza cattolica della storia. C'è uno storico che ci parla della coscienza cattolica, dobbiamo capire cosa vuol dire. Vi leggo 2 righe perché sono straordinarie e credo che siano molto utili anche per capire la situazione nostra al giorno d'oggi. Io dico con intenzione la coscienza cattolica della storia. Parlo di coscienza, cioè di conoscenza intima raggiunta attraverso l'identità che l'intuizione lascia scorgere tra l'oggetto della conoscenza e chi conosce, tra l'oggetto, ad esempio la storia, e io come storico. Non di un punto di vista cattolico sulla storia, attenzione, coscienza cattolica si antepone al punto di vista cattolico sulla storia. Questo indugiarsi sui punti di vista è cosa moderna e perciò segno e manifestazione di decadenza, cosa falsa perciò effimera, errore quindi che eviterò con cura. Non vi è un punto di vista cattolico sulla storia europea. Attenzione, quando noi parliamo delle radici cristiane mi vengono da dire queste riflessioni che ha fatto, c'è più di 100 anni fa. Il cattolico invece guarda l'Europa dall'interno, non può esistere quindi un punto di vista cattolico della storia europea, allo stesso modo che una persona non può avere un punto di vista su se stessa. C'è qualcosa che ha a che fare con la nostra intimità. Quindi siamo noi cattolici che dobbiamo parlare dell'Europa, perché l'Europa e la fede, poi vi leggerò, diventa l'Europa è la fede. La fede è l'Europa. E questo, pensate il coraggio di dire queste cose. Solamente pensate che lui fece 2 mandati inciso nella Camera dei Comuni inglese e i pochi sacerdoti cattolici che c'erano allora dicevano: Milea, stai attento perché qui cattolici non ce ne sono tanti, mi raccomando, se tu ti manifesti troppo cattolico voti quando prendi. Dicevano grosso modo così, no? E lui cosa faceva? Va bene, non si presentava come con voi il pubblico, così tirava fuori il rosario. Immaginate? E diceva: guardate, io se ci posso vado a messa tutti i giorni, il rosario lo recito tutti i giorni. Se per questo motivo voi non mi date il voto, siete voi che siete degli imbecilli. Ma proprio li affrontava in questo modo e fu eletto. Quindi lui ha dimostrato che l'identità e il coraggio paga. Almeno in Inghilterra è eletto in un paese protestante. Allora sentite qua, l'uomo sente in sé la coscienza che è la voce di Dio, ecco qui il riferimento al Cardinal Newman. Per essa non solo viene a conoscere che il mondo esterno è reale, ma che pure è reale anche la sua personalità. Quindi la visione che io ho di me non è un punto di vista. Ecco, è importante questo, perché quando io mi guardo allo specchio, ciascuno di noi, non possiamo dire ho un punto di vista su di me, ci porta un manicomio, cioè devi avere coscienza di te, giusto? Più o meno, non puoi avere, ma è una comprensione. Così è di noi che abbiamo la fede, con la F maiuscola, e della grande storia dell'Europa. Un cattolico che legge questa storia non le brancola d'attorno dal di fuori, ma l'afferra dal di dentro, perché la fede è l'Europa e l'Europa è la fede. Altri guardano la storia dell'Europa dall'esterno come estranei. Questo è un concetto importantissimo, bellissimo. Adesso andiamo avanti. Allora accennavo lo stato servile.
Ecco. Dicevo quindi, l'ho già letto, il cattolico parla dell'Europa della libertà, questo l'ho già letto, benissimo, andiamo avanti. Lo Stato servile. Perché questo è importante? Perché qui definisce le origini del capitalismo, che purtroppo io ho visto tanti storici non hanno ben chiaro come sia nato dopo la riforma protestante di Enrico VIII in Inghilterra e si sia definito già nel 1600 il capitalismo. Qui vorrei leggervi qualcosa perché si capisce meglio come ha inizio il capitalismo, che precede la rivoluzione industriale, che molti pensano, scambiano la causa con l'effetto. Cioè dicono che viene prima la rivoluzione industriale, quindi la scienza che ha prodotto le macchine, il vapore, eccetera, da lì te là e poi sia nato il capitalismo. No, assolutamente il contrario. E io ho avuto questi lumi da Belloc, lo ringrazio perché ci ha spiegato questo. Allora andiamo con ordine. Lo Stato servile accennava prima, quando avevo letto la Re Novaro, nell'introduzione diceva: hanno imposto all'infinita moltitudine dei proletari un gioco poco meno che quel servile. Da lì partono. Ed è interessante poi andarsi a leggere questi documenti dove si vede che questo testo della Re Novaro, che tra l'altro è un testo di 20 paginette formato a patto, cioè voglio dire è un testo di centinaia di pagine, se si può leggere, però su questo si capisce come loro avessero lavorato parecchio su questo e da lì erano partiti, quindi è la fonte per loro la Re Novaro. Chiamiamo definizione dello Stato servile interessante. Il Stato servile, quell'ordinamento sociale per il quale il numero di famiglie costrette a lavorare, attenzione, a beneficio di altre famiglie è tanto grande, dico un grandissimo numero, da far sì che questo lavoro si imprima sulla società come un marchio di schiavitù servitù. C'è questa iniquità che diventa grido, no? Grido che grida vendetta davvero, ed è mancato anche nei passi della Re Novaro, è proprio questa sproporzione. Famiglie costrette a lavorare a beneficio di altre famiglie in modo così numerose da far sì che si possa chiamare questo tipo di società servile. È un marchio, contro questo bisognava combattere, quindi diffondere la responsabilità, la proprietà. Questa era la libertà, e restituire quindi la libertà. Le origini del capitalismo. Entro il 1700 l'Inghilterra era già diventata capitalista, quindi voi capite che prima della rivoluzione industriale aveva già permesso che un vasto strato della popolazione diventasse proletaria. C'era già il proletariato, e ciò dimostra sia qui, quindi già prima della rivoluzione industriale e non nella cosiddetta rivoluzione industriale, le cause che ci hanno condotto alla spaventosa condotta sociale di oggi. Volete leggervi? Eccolo qua. Questo ve lo leggo perché è interessantissimo. Entro i primi decenni del XVII secolo, nel periodo compreso fra il 1630 e il 1640, la rivoluzione economica, la chiamo così, cioè il sorgere del capitalismo, fu infine portato a termine e la nuova realtà economica si imponeva sulle vecchie tradizioni ed era quella di una potente oligarchia di grandi proprietari terrieri che offuscava una monarchia immiserita e in declino. La corona, appunto, sminuita e immiserita, pensiamo al Tudor, a Enrico VIII, non riuscì ad opporsi per molto tempo. Combatté contro la nuova ricchezza la battaglia delle guerre civili. In Inghilterra poche famiglie ricche si erano appropriate del grosso dei mezzi di produzione e queste stesse famiglie esercitavano tutto il potere amministrativo locale, eccetera. Nell'anno 1700, cioè entro quella data, l'Inghilterra era già diventata capitalista ed è un po' quello che vi ho appena detto adesso. Pensiamo che la prima macchina a vapore inventata da Newcomen fu inaugurata nel 1705 già, quindi vedete che ancora di più aveva ragione Belloc. Eccolo qui. Questo è l'ultimo concetto di Belloc e un po' anche Chesterton, che è straordinario e che me ogni volta che lo leggo fa anche un po' commuovere, a dire la verità. L'isolamento dell'anima.
È la vera definizione della nostra infelicità, dicevano. Ma che cosa significa l'isolamento dell'anima? Il grande effetto della riforma, qui non c'è solo la riforma di Enrico VIII, ma anche quella di Lutero. Cioè, se nella riforma di Enrico VIII è nato il capitalismo, nella riforma di Lutero è nato l'isolamento dell'anima. Fu l'isolamento dell'anima. Questo fu il suo frutto e di qui procedettero tutte le sue conseguenze, non soltanto quelle dannose che misero in pericolo tutte le nostre tradizioni e la nostra felicità, ma anche quelle apparentemente vantaggiose, specie di ordine materiale. L'isolamento dell'anima, il suo risultato sociale, che è conseguenza di quello spirituale. Vedete com'è? Se nasci come rivolta contro la Chiesa, no? Da una parte o dall'altra, sappiamo Lutero e Cottavo per motivi diversi, è conseguenza di quello spirituale, il risultato sociale, è il prodigioso dispiegarsi di energie, il conseguente progresso delle conoscenze particolari, con l'oblio della metafisica, se vogliamo della scienza dell'essere, il dominio dei pochi lasciato senza controllo, quindi l'oligarchia monopolistica che abbiamo visto sorgere del capitalismo, nel freno della competizione, la sottomissione dei più, la rovina della felicità, la minaccia finale del caos. Loro avevano previsto, già prima, avevano previsto il tipo di anarchia che saremmo andati a cadere con questo sistema qui, sia nel sistema capitalista e il sistema sociale comunista. Per loro è la stessa cosa, anzi un altro scritto, Chesterton, Eugenetica e altri mali, che precede questo, diceva che è un po' come la storia delle 1001 notte, ci raccontiamo le favole. Quando lui chiedeva una paura del comunismo si metteva a ridere, come non avesse visto che il comunismo sarebbe crollato, incredibile, nonostante i guai, le devastazioni che abbia fatto, cioè su questo è indiscutibile. Però diceva, guardate che sono le favole che si fa raccontare il gran sultano, è una delle favole che preferisce, il gran sultano del capitalismo è il socialismo. Ecco, diceva queste cose qui. Pensate, farla prevedere, ma perché non si sono lette, non si sono, dico io, non si sono studiati il mondo cattolico, mi spiace dire. Padre Vincent McNabb, dicevo prima, ecco qui devo ringraziare l'amico Gianlozzo Pucci. Questo insomma un pochino ho insistito io perché facesse questa traduzione da poco che è stata pubblicata, altrimenti Padre McNabb c'era solo una breve biografia di Paolo Golisano, Babilando, che chiamava così la Babilonia londinese, no? Il caos già allora chiamava Babilando. Questo è un libro che ti commuove perché La Chiesa alla Terra, un libro scritto nel 1925, dove unisce una profonda spiritualità, la teologia di San Tommaso d'Aquino, ad una lettura continua, una citazione continua della Rerum Novarum. Ma davvero una roba impressionante. E l'inizio è così. Per noi cattolici, lo stato distributivo, quello che vi accennavo prima, cioè lo stato in cui vi è il massimo numero possibile di proprietari, non è una cosa da discutere, ma da promuovere e costruire. Nessun avanzamento nel pensiero o nell'azione sociale è possibile se cerchiamo di provare a noi stessi in teoria ciò che dovremmo tentare di realizzare nella pratica. Cioè lui diceva, dobbiamo muoverci, fare opere. E lui di opere ne faceva tante, ecco. Per dire, ecco, la citazione ancora dello stesso McNabb, quando un'autorità come la Rerum Novarum auspica che gli stati attuino come loro politica, che c'è l'estensione del sistema della proprietà e quindi la riduzione del sistema salariale, dovrebbe apparire pericolosa una politica che esprime i nostri moderni rimedi in termini di occupazione. E pensate adesso che continuano a parlarci di occupazione. Cioè una cosa sia ancora... Io capisco che la gente deve lavorare, ma i termini di occupazione, incredibile, adesso non ve lo leggo. Sapete che è nato nei primi anni del Novecento, prima non esisteva il termine disoccupazione, assolutamente.
piuttosto si chiamava i senza lavoro, ma no i disoccupati. Cioè incredibile, anche questo sarebbe da approfondire. Non ci ripeterà mai abbastanza che il problema dei disoccupati, lo mette tra virgolette, perché è inventato, non è la disoccupazione ma la povertà, è quella che stiamo vivendo, che stanno vivendo allora e adesso le famiglie. L'attuale crisi è un problema di povertà, quasi interamente riconducibile a livello economico a un problema di errata produzione. Vi dicevo prima che la giustizia distributiva riguarda il ciclo produttivo, come si produce, non la distribuzione di reddito, non solo una politica dei salari o dell'occupazione e basta. Questo è il problema di come si produce, si ha a che fare con delle persone, si ha a che fare con delle società naturali come la famiglia, cioè voglio dire, è molto più ampio il discorso. La proprietà privata è di diritto naturale. Ecco, qui c'è proprio una citazione della Re Novaro: come l'effetto appartiene alla causa, così il frutto del lavoro deve appartenere a chi lavora. Capite bene quindi che la forza, vedremo poi Don Samuele su questo, con la proposta di Carlo Francesco D'Agostino, dirà qualcosa da prospettiva, una proposta cattolica per uscire da questa cosa qui. Quindi come chi lavora deve appropriarsi del proprio lavoro, in che senso? Ecco, questo darà una risposta. Qui comunque c'è una condanna, come vedete velocemente, del capitalismo liberista, in quanto il lavoratore non può essere considerato una merce, quindi la dignità umana. L'uso della ricchezza non è moralmente indifferente. Attenzione, perché si difende sì la proprietà privata, ma si deve stare attenti all'uso della proprietà, perché la dottrina sociale della Chiesa dice che la proprietà deve essere destinata universalmente al bene comune, altrimenti diventa un affare privato, io ho la mia proprietà per me. No, c'è di mezzo sempre una funzione sociale, quindi la destinazione universale dei beni, cosa che nel capitalismo liberista ovviamente non c'è e quindi viene condannata. Come si condanna il socialismo? In quanto la proprietà è un diritto naturale, ma un diritto naturale perché è sancito da Dio, poi tra l'altro è corroborato dal diritto, se vogliamo, divino. Invito alla collaborazione delle parti. Voi vedete che qui c'è tra parentesi corporativismo, ma anche questo lo lascerò un pochino a Don Samuele, perché non va inteso nel corporativismo fascista o altri tipi di corporativismo, ma va inteso nel senso organico, come un qualcosa che ha a che fare con le membra di un corpo. Nel 40° anno Pio XI definirà bene, e poi riprenderà nel 1931, 40 anni di distanza, la Re Novaro. Pio XI, tra l'altro, ciso e chiudo, fece Pio XI defensor fidi qualcosa che è successo. Era dei tempi di Enrico VIII che la Chiesa Cattolica non proclamava un defensor fidi, e fu proprio insignito il Gilbert Chichester, defensor fidi da Pio XI, che quando morì proprio mandò questo messaggio, e con Bello furono chiamati a Roma e furono insigniti del Cavalierato di San Giacomo, perché per la diffusione della dottrina sociale della Chiesa e di queste cose, quindi che purtroppo poco ci sanno. Adesso andiamo avanti. Questo ve l'ho già detto, è in inglese il testo di... Ecco qua, giustizia e libertà. Qui abbiamo, insomma, devo muovermi capito. Qui abbiamo due interpreti di questi momenti, da una parte Keynes, no? E dall'altra Hayek, uno diciamo la scuola un pochino che vi dicevo prima, dove lo Stato interviene a compensare, a redistribuire il reddito attraverso il welfare, eccetera. Quindi nei suoi testi parla molto più di giustizia che di libertà, perché va a rendere giustizia ad una forma di un capitalismo così che ha reso delle iniquità, quindi lo Stato deve andare a perequare un pochino, però nello stesso tempo cosa accade? Che lo Stato inibisce la sussidiarietà, inibisce cioè che le persone, le famiglie, tutti i corpi intermedi
che nella dottrina sociale della Chiesa sono quelli che stanno tra l'individuo e lo Stato, possono agire autonomamente e liberamente, e questo crea una atrofizzazione del corpo sociale, quindi un assistenzialismo, se vogliamo, che è uno dei grandi mali della nostra società italiana. Hayek, che è della scuola neoclassica austriaca, invece è nella prospettiva liberale, cioè bisogna lasciare fare, adesso non proprio in questi termini selvaggi, ma per dire che vi parla più di libertà, nel senso non di restituire libertà, una composizione organica tra capitale e lavoro, ma libertà di intrapresa, quindi il libero mercato, il liberismo. Ecco, perché un punto di domanda? Perché non sta qui nella proposta distributista il giusto equilibrio. Allora volevo accennarvi ad un autore che è un distributista, un economista americano che insegna teologia e economia all'Università di Dallas nel Texas, che ho avuto anche l'onore di conoscere, che è John Medaille, che ha scritto questo libro, tra l'altro tradotto dal movimento distributista italiano. Mi ero dimenticato di dire, in Italia poca roba, c'è anche il movimento distributista italiano che cerca quei poverissimi mezzi che ha di parlare un po' di queste cose. Ecco, nella ricerca di una politica economica di equità e di equilibrio lui diceva: attenzione, economia versus contro economia politica. Cioè, cosa dice John Medaille? Dimostra, io poi l'ho attestato anche da altri economisti, che quello che afferma è vero, che il termine economia isolata da economia politica è un termine recente, e lui dice che è stato il primo ministro britannico Benjamin Disraeli, no, che li vedete nella foto, l'immagine, nel 1844, allo scopo di separare l'economia politica dal fastidioso tema dell'etica. Quindi perché è successo questo? E si è inventato così il cosiddetto homo economicus, quindi una riduzione dell'uomo alla sua funzione economica, che è contrarissima all'immagine della Chiesa e alla dottrina sociale. Perché gli economisti politici, quindi economia politica, come si faceva prima del 1844, vedevano la loro scienza come una scienza umana, quindi che parla all'uomo, fermamente integrata nelle istituzioni umane. I nuovi economisti, cioè i propugnatori dell'economia isolata dalla politica, vedevano la loro disciplina non come una scienza umana, ma come qualcosa dell'ordine delle scienze fisiche, che opera indipendentemente dall'uomo. Hanno dovuto così ridurre l'uomo, io qui cito Medaille, a un oggetto fisico in un mondo di oggetti fisici. Hanno dovuto ridurre il lavoro dell'uomo a un puro prodotto. Invece capite che il lavoro dell'uomo è molto più grande. La dignità dell'uomo ci sta molto alta, poi ci sta anche il concetto, lo vedremo, di giusta mercede, ci stanno tante altre cose. Hanno dovuto ridurre l'uomo al mitico homo economicus. Ma se non comprendiamo la natura dell'uomo, dice, se la riduciamo a qualcosa di fisico, come possiamo comprendere la natura delle sue relazioni? Che poi l'uomo è relazione. L'uomo non è vessuto, cioè qua è vessuto. L'uomo è socialmente, è animale sociale. Cioè, voglio dire, quindi se non si comprende la natura dell'uomo, non si può comprendere nemmeno la natura delle sue relazioni, e non solo quelle economiche. Quindi vedete il disastro che possono provocare. E il disastro lo vedete in questa slide successiva. Si arriva ai giorni nostri alla finanziarizzazione dell'economia. Io qui l'ho tratta da un libro e da un intervento che ha fatto l'anno scorso il professor Marco Vitale, che è un illustre economista, tanto cattolico, liberale, comunque ha scritto tra l'altro la prefazione allo Stato Servile, quindi l'ho anche citato per questo motivo. Vedete questo personaggio qui? Questo è il presidente della Goldman Sachs, è una delle più grandi banche d'affari americane, si chiama Lloyd Blankfein. E lui dice: io sono solo un banchiere che fa il lavoro di Dio. Uno potrebbe dire, beh, insomma, stiamo parlando di... Ma sentite poi dopo come così descriveva il commento di Marco Vitale a questa affermazione.
la sua attività sul Sunday Times Lloyd Blackfein, presidente e direttore generale di Goldman Sachs, compenso suo per il 2013 $23 milioni. E già lì uno comincia a dire no, questo qua forse c'è qualcosa che non funziona, perché se noi vediamo anche nelle proposte distributiste che si sono fatte, il rapporto dei paghi è 1 a 3. Qui vediamo che c'è 1 a 100.000, cioè è un'ingiustizia palese, cioè non può esistere una roba così. Lo smisurato senso di potenza che nutrono i grandi banchieri, capaci di creare moneta in maniera illimitata, privi di ogni vincolo e limiti, liberi dalla sanzione del fallimento, perché too big to fail, perché troppo grandi per fallire. Questo è quello che produce la concentrazione commerciale. Troppo grandi per fallire. Allora chi deve pagare i fallimenti? Siamo noi, il popolo, come ha fatto il presidente Barack Obama, che ha spalmato i debiti della Lehman Brothers in bianco sul popolo servile, insomma. Questo lo dicono gli illustri economisti cattolici anche. Questo è proprio come fa l'Unione Europea, insomma, questa roba. Allora, questo invece è il nostro John Medaille, eccolo qui, vedete con gli occhiali, lui è di origini francese, però è americana, economista del distributismo. Il distributista sa che sono invece troppo grandi per avere successo. Questa frase qui, vero che l'ha detta Medaille, ma l'ha ripresa da Chesterton Bellocco. Perché già allora cosa dicevano? Left i grandi magazzini, ma lo dicevano anche delle banche, troppo grandi per avere successo. È l'esatto contrario, no? Allora vedete qua, sempre Marco Vitale, adesso torniamo a lui, che è una riflessione attuale. Dopo quindi il 2007, dopo l'esplosione della bolla finanziaria e della crisi che stiamo ancora vivendo, adesso quindi lo sta dicendo, per ogni operazione reale ce ne sono 20 finanziari contro le 4-5 di alcuni anni fa. Secondo, i mercati finanziari valgono oggi 740.000 miliardi, 20.000 in più rispetto al 2007 e quasi 10 volte il mondiale. Tenete conto, i numeri sono spaventosi, il disastro che annunciavano i nostri grandi cattolici. Era questo, lo dicevano allora, i numeri sono ancora più alti. Terzo, le 5-6 maggiori banche americane hanno chiuso il 2013, per cui è riferito a fatto l'anno scorso, l'anno prima, con 100 miliardi di profitti tratti da operazioni finanziarie speculative. Queste le ha dette un esperto di economia, che è stato anche vicepresidente della Banca Popolare di Milano, c'è uno che cosa ne sa, che è questo, per adesso vedete. Questo qui Marco Vitale, ma la finanziarizzazione di questi numeri spaventosi non è solo numeri, che noi dobbiamo leggere cosa ci stanno dietro i numeri, perché poi dietro i numeri ci sta la povertà della gente, ci stanno le crisi nelle famiglie, ci stanno gli orientamenti culturali, ci sta l'ideologia del genere, cioè ci stanno tutte queste cose qui. E lo dice lui, per carità, noi siamo critici, però io l'ho citato perché possiamo capire. Anche pensiero, comportamenti, cultura, morale, cioè nella finanziarizzazione, in questo modo di vedere anche l'economia, ci sta queste cose qui, quindi un modo d'essere di governare il mondo. Sentite le riflessioni qui del presidente della Bundesbank, dottor Dittmeier. Questo lo diceva, pensate, nel 1996. A volte ho l'impressione che la maggior parte dei politici non abbia ancora capito quanto essi siano oggi sotto il controllo dei mercati finanziari e siano dominati da questi. Adesso vado un po' veloce perché vorrei arrivare al termine. Oppure ancora, pensate, questa è di origine ebraica, questa insegna all'università di Harvard, quindi una delle università più prestigiose americane, Shoshana Zuboff, che ha scritto anche diversi volumi. Interessante quello che dice, la banalità del male. E non a caso Hannah Arendt diceva, ebrea filosofa, no? Che aveva condannato il nazismo, parlava della stessa cosa, la banalità del male.
e lei lo usa nella criminalità finanziaria. Pensate cosa dice: la banalità del male occultata in un modello di attività economica può mettere a rischio il mondo. L'evidenza di frodi, conflitti di interesse, indifferenza per la sofferenza, diniego di responsabilità produce un massacro economico-amministrativo da costituire un crimine economico contro l'umanità. Sapete cosa diceva Chesterton? Bisogna prendere l'impronta digitale ai finanzieri criminali. Adesso, senza demonizzare, ma voleva dire che avevano capito come il mercato lasciato libero di per sé cosa avrebbe portato alla povertà, al disastro economico, all'incomprensione della società, tutte queste cose qui. Adesso cerchiamo di sollevarci un po' con le ultime slide. La sacra proprietà degli uomini comuni. Si parla di sacra proprietà, qualcosa che ha a che fare con la natura e con la sacralità della proprietà privata. Gli uomini devono comprendere il significato di una vecchia espressione come la sacralità della proprietà privata. Cosa vuol dire? Per un uomo dire, lo dice Medai nel suo libro distributivo, questa è la mia casa, oppure questo è il mio negozio, questa è la mia famiglia, è una cosa naturale quanto respirare, ma se non lo può dire perché non ha più nulla, cioè voi capite che ha a che fare con la dignità della persona, della famiglia, dell'esistenza, proprio quindi il distributismo è una politica economica necessaria di equità e di equilibrio, la cui unità si trova, eccola qui, la cui unità si trova nella famiglia, che tanto è maltrattata quanto è stata abusata da tante politiche sbagliate, in quanto si è scissa la famiglia, si è divisa, non si è più considerata come un qualcosa di organico. Se noi guardiamo tutti gli attacchi dal divorzio, all'aborto, agli attacchi del genere adesso e così via, sono tutti attacchi alla famiglia, e l'unità del distributismo invece è proprio la famiglia, come anche nella Re Novaro, nel 40° anno, è la famiglia. E qui c'è anche il concetto di giusta paga o giusta mercede che aveva sottolineato prima del 13° aveva ripreso anche nel 40° anno più 11. Che cos'era la giusta paga, si chiedeva? La somma sufficiente a mantenere un frugale e retto operaio e la sua famiglia, però aggiungeva senza che l'operaio debba far lavorare la moglie, attenzione a questo, lo dice espressamente, e senza che l'operaio addirittura faccia lavorare i bambini, perché purtroppo sappiamo che nelle situazioni di sottoproletariato urbano di quei tempi c'erano anche queste condizioni, tra l'altro documentate anche da Dickens, a cui era Chesterton era un lettore avido e prese molto, sono scritto un saggio su Dickens, erano queste le condizioni. Quindi doveva mantenere un significava che l'operaio non solo dovesse mantenere la sua, ma potesse anche risparmiare. Questo è il concetto di giusta mercede come la dottrina sociale della Chiesa insegna. L'ultima è proprio, finisco. Ecco qui. Adesso vi dico alcuni convertiti velocemente, che pochissimo si sa di loro, non se ne parla. Ecco, questo è un economista tedesco, Ernst Friedrich Schumacher, che nulla a che vedere con, ovviamente, il pilota, che ha scritto questo libro Small is Beautiful, piccolo e bello, che sintetizza spesso in uno slogan il distributismo, perché la piccola proprietà, no? Piccoli proprietari, tanti proprietari. Ecco, questo sì. E lui si è convertito come straordinario, adesso non posso, chi vuole documentarsi può andarsi a leggere il libro, le sue biografie, si trova qualcosina. E lui era buddista, pensate, era buddista, leggendo le opere di Chesterton Belloc si è convertito e è diventato cattolico nel 1971, è morto nel 77, quindi un personaggio anche recente. Questo qui, Peter Morin, un francese, insieme con Dorothy Day, proprio leggendo il distributismo, hanno così nel 1933
Morin con la Dorothy Day, hanno iniziato proprio il Catholic Worker, adesso non mi ricordo l'altro termine che c'è dopo, comunque leggiamo dal Decalogo. Ciò che rende un essere umano, lui ha fatto un decalogo, quindi vi leggo solo una parte. Ciò che rende un essere umano, aiutare e non schiacciare. Ciò che rende un essere umano, la fede e non la viltà. Lui pensate, vedeva una famiglia numerosa, erano in 21, era l'ultimo di 21. E dice qui, ho citato questo, se noi siamo pazzi è perché noi rifiutiamo di essere pazzi nello stesso modo che il mondo sta diventando pazzo. Rifiutiamo di impazzire come sta impazzendo il mondo. Questo era Peter Morin, lui era già cattolico. Insieme con Dorothy Day, adesso, eccola qui. Ecco, Dorothy Day è iniziato con un processo di beatificazione, vedete c'è scritto La strada per la santità sotto in inglese, questa è Dorothy Day, con Giovanni Paolo II, con il vescovo di New York Timothy Dolan, abbiamo iniziato una ventina d'anni fa il processo di beatificazione. Ecco il Catholic Worker Movement, quello che ha fondato insieme a Peter Morin. Nessuno ha il diritto di fermarsi e provare disperazione, che lei, pensate, era anarchica, si è convertita nel 27, quindi 30 anni. Poi leggeva che lei i libri di distributismo, non sono quelli chiaramente per carità, però sono tra coloro che hanno scelto la linea di diffusione della dottrina sociale della Chiesa, quindi anche se la situazione è drammatica c'è troppo da fare per provare disperazione, bisogna darsi da fare, quindi il Catholic Worker Movement, quindi il movimento dei lavoratori cattolici, perché fra le cose importanti che aveva detto per uscire dalla crisi Leone XIII c'era l'unione delle associazioni, che vedremo poi, ne parlerà più diffusamente del nostro momento. Questo invece è interessante, è un sacerdote basco, lui ha vissuto gli anni della guerra civile, dopo la guerra civile spagnola. Ecco il primo passo il padre José Ariza Marieta, il nome non so se lo pronuncio giusto, difficile, basco, fu l'educazione del popolo alle idee distributiste. Lui è all'origine della corporazione cooperativa di Mondragón nei Paesi Baschi, che ha più di 85.000 dipendenti, 7.500 studenti e il 90% dei lavoratori dell'industria sono membri. Quindi vedete che noi siamo Mondragón, vedete con chiesa, noi siamo Mondragón. Adesso io non dico che non voglio leggere tutta la cooperativa Mondragón, che è la settima industria, settima come fatturato della Spagna, cioè veramente una cosa enorme. Però è partita lui leggendo i suoi parrocchiani a Mondragón, lui era parroco a Mondragón, questo nei Paesi Baschi, leggendo proprio le idee distributiste, quindi Chesterton, Bellow, Arello Novara, e da lì veramente sono, per darvi un esempio, e sono cose che purtroppo non si sanno. Tornando all'Italia, che cosa abbiamo di distributismo? Abbiamo ad esempio la scuola libera Chesterton, San Benedetto del Tronto, che è una scuola distributista, e si ispira appunto al distributista Chesterton. Vedete che bel disegno? Questo disegno è scritto in inglese perché c'è una omonima scuola libera Chesterton nel Minnesota negli Stati Uniti. Si sono conosciuti entrambi partendo da Chesterton. Vedete? Le cose morte vanno con la corrente, ma solo le cose vive, come il distributismo, le scuole libere, vanno contro corrente, contro la mentalità omologante. Finisco con le ultime due. Questo è molto bello. Piccoli regni del senso comune. Vedete nel sottotitolo c'è scritto la famiglia, anima del distributismo e dell'umanità. Adesso non si vedono le immagini, ma fra le immagini io le vedo un po' più ingrandite, c'è anche Leone XIII, c'è Chesterton, c'è Belloc, eccetera. Così via. Il senso comune, la famiglia, la dignità dei piccoli regni. Piccoli regni. Quali sono i piccoli regni? Cosa vuol dire? Parte dal principio della regalità della persona. In un romanzo
le avventure di un uomo vivo, cosa fa? Fa fare a un suo personaggio Chesterton una cosa. Vivono alcune persone annoiate dentro un albergo, a un certo momento arriva una raffica di vento che toglie i cappelli di testa, allora si usavano i cappelli, no? Entra l'uomo vivo, le avventure di un uomo vivo, ve lo dico proprio dice così, cosa fa? Prende i cappelli, li prende dagli alberi, li prende dalle siepi in mezzo ai pranti così, e glieli mette sulla testa, no? I simboli che hanno, e dice ogni re ha la sua corona e il cappello equivale alla corona. Voi capite i piccoli regni da dove origine? Quindi noi abbiamo la dignità regale e come re possiamo istituire dei piccoli regni che sono i regni del senso comune. Il senso comune non è il buon senso, attenzione, questo dà confuso tante volte, non deve essere confuso. Il senso comune è la rettitudine, è la rettitudine di quella persona che lasciata a se stessa dice le cose come sono. Non il buon senso che è un accumulo di cose che magari possono far dire delle cose sbagliate. Ma se una persona fosse lasciata a se stessa veramente, non fosse, come diceva il buon Guareschi, non avesse, che so, le 3 narici, la terza narice per non pensare, no? Guareschi viene chiamato il Chesterton italiano. Bisogna cominciare a studiare anche quello, come Chesterton assolutamente, non fermarsi ai film. Bisogna approfondirlo perché lui non ha parlato di distributismo, però leggeva Chesterton. E non a caso Padre Brown e Don Camillo, 2 sacerdoti cattolici. Quindi l'importanza del senso comune, la dignità e l'anima, la famiglia anima. Vado ultime. Pump Street, il negozio distributista. Vedete ad esempio un'iniziativa della Hobbit Society, cooperativa sociale nelle Marche. Vedete la bottega di Chesterton, il negozio distributista. Perché Pump Street? Uno dice, riprende questa cosa inglese. Perché questo è tratto dal primo romanzo di Chesterton, Il Napoleone di Notting Hill, 1904, dove Notting Hill, un piccolo sobborgo londinese, insorge contro il capitalismo, perché vuole tenersi dalla sua proprietà, le sue insegne, le sue tradizioni medievali, insorge in questa via qui, che è Pump Street. Il Napoleone di Notting Hill insorge in Pump Street e lì la vince contro il monopolismo capitalista. Quindi vedete che non c'è solo il profilo della ragione, ma il distributismo faceva parte della cultura, dell'anima, anche quando scrivevano romanzi di questi personaggi. Ultima, la misura di Nazareth, questa è commovente, la devo leggere. Questa è una frase, voglio chiudere qui, della spiritualità del padre domenicano, direttore spirituale di Chesterton Belloc, padre Vincent McNab. La misura di lunghezza e peso valore è la famiglia. L'ora di Greenwich, ve la leggo per intero, qui è il giorno a parte, chiudo. L'ora di Greenwich misura il giorno, l'ora di Nazareth misura anche l'eternità. Tutte le nostre costruzioni individuali e sociali, per essere durevoli, devono essere verificate dalle misure di quella piccola scuola di veggenti della verità, i cui nomi sono la musica stessa della vita. Gesù, Maria, Giuseppe. La misura di lunghezza, il peso e il valore è la famiglia, quella santa indivisa Trinità terrestre, che nessun inganno di utilità sociale la faccia cadere nell'errore di offendere l'autorità del padre, la castità della madre, i diritti e quindi la proprietà del figlio. Il destino finale dell'Inghilterra non è con il commerciante e le sue merci, ma con il veggente e le sue stelle, ed è Nazareth, la città delle misure del regno di Dio sulla terra. Ecco, io con questa avrei finito, vi ringrazio. L'autore che ho avuto la fortuna di poter conoscere e studiare
cioè l'avvocato Carlo Francesco D'Agostino, si colloca, potremmo dire così, la sua produzione intellettuale si colloca agli inizi del Novecento. Lui nasce nei primissimi anni del Novecento e muore novantenne, quindi potremmo dire che la sua vita coincide con l'intero XX secolo. Quindi potremmo dire così che è di una generazione, anche due, dopo Chesterton. E almeno da quello che ho letto io, e penso di aver letto la quasi totalità degli scritti di D'Agostino, non ho rintracciato citazioni di Chesterton. Quindi molto probabilmente D'Agostino non conosceva Chesterton. E tuttavia, proprio perché la fonte di entrambi è la dottrina sociale della Chiesa, cioè D'Agostino si è formato sul magistero di Leone XIII, Pio XI e Pio XII, che era il Papa dei suoi anni, insomma, della sua giovinezza, della sua prima maturità. Sostanzialmente potremmo dire che sono due autori complementari e in un certo senso uno continuazione dell'altro. Ascoltando appunto l'amico Trevisan ho ritrovato moltissime cose di D'Agostino, perché in fondo la preoccupazione del D'Agostino è esattamente la stessa di Chesterton, cioè un ripensare l'economia al di fuori delle categorie tanto liberali quanto marxiste, ovvero sia al di fuori di quell'economicismo di cui parlava appunto Trevisan, ovvero sia la riduzione dell'economia ad una specie di scienza fisica, per cui ci sarebbero delle leggi dell'economia, noi oggi ne sentiamo parlare anche ai telegiornali, cioè, la legge dell'economia prevede questo, quasi che appunto i processi economici siano qualcosa di determinato, come un qualunque evento fisico. Si dimentica che l'economia la fanno gli uomini, che sono degli agenti morali, quindi liberi e responsabili delle proprie azioni, non degli agenti chimici che, come dire, sono legati alle necessità della fisico-chimica. Quindi tanto D'Agostino quanto Chesterton hanno sviluppato una riflessione che potremmo dire essere filosofico-giuridica, teologica in fondo, cioè tocca almeno questi tre aspetti, per riportare la riflessione sull'economia a quella che era la tradizione classica, ovvero sia la riflessione preliberale, una riflessione sull'economia che si struttura quindi secondo categorie etiche, ma in fondo non è nient'altro che la realizzazione sul piano apologetico, filosofico, di quello che era l'auspicio dei papi. Leone XIII e dopo di lui Pio XI, che è già stato citato come autore del 40° anno, e poi tutto il magistero sociale di Pio XII, pensiamo ai radiomessaggi, a tutti i suoi interventi sui vari temi del lavoro, dell'impresa, in fondo non richiamavano i cattolici all'altro, che a ripensare l'economia al di fuori degli schematismi ideologici, tanto liberali quanto marxisti, che in fondo poi, come diceva Trevisan, si sovrappongono, perché non è concepibile la follia marxista senza la precedente, come dire, struttura liberale. Invece il magistero dei papi invitava proprio a ripensare l'economia secondo categorie classiche, razionali, quindi ad un uso della ragione applicata all'economia, libero appunto dalle ideologie, e un uso appunto della ragione, trattandosi di economia, quindi di operatività, una ragione necessariamente pratica, quindi appartenente all'ambito delle scienze etiche. In fondo tutta la classicità e la cristianità non avevano fatto altro. Per esempio, studiando D'Agostino per, come dire, vedere quale fosse l'apporto del pensiero aristotelico tomista in D'Agostino, mi sono andato a rileggere gli scritti di Aristotele e di San Tommaso sull'economia. Nessuno dei due ha scritto dei trattati di economia, però trattando della politica hanno trattato anche dell'economia. Ebbene, per entrambi questi autori l'economia era qualcosa di diversissimo da quello che noi oggi definiremo economia, cioè intervistati per strada, se ci venisse chiesto cos'è l'economia, noi daremmo delle risposte molto prossime a quella che è la lettura liberale, cioè l'economia è quell'insieme di regole, norme, principi che come dire, regolano il processo produttivo, eccetera. Tanto per Aristotele quanto per San Tommaso, l'economia si riduce in fondo alla sua stessa etimologia. Ora, economia non è nient'altro che oikos nomos in greco,
cioè legge, norma della casa, o iposoitia, insomma, adesso al di là della... Quindi, in fondo, cos'è l'economia? L'economia è il buon governo, la buona gestione, l'insieme delle regole per ben gestire la propria casa in senso materiale e in senso ancora più forte come famiglia. All'interno di questo quadro, cioè dell'economia intesa come buon governo della propria famiglia, della propria casa, rientra anche il discorso, potremmo dire, più strettamente finanziario, cioè un buon padre di famiglia per governare bene la propria casa deve provvedere del necessario. Ecco allora che il termine economia viene ad assumere anche il significato di disciplina che regola il procurarsi i beni materiali, quindi svolgere un'attività che poteva essere all'epoca di Aristotele prevalentemente l'agricoltura o il commercio, ai tempi di San Tommaso grosso modo anche, ai nostri tempi potremmo introdurre anche le attività industriali o altro. Ma capite bene, già subito da questo, che il significato di economia come ambito che riguarda l'acquisizione dei beni materiali e della loro finanziarizzazione, monetarizzazione, eccetera, è secondario se non terziario rispetto al significato primo di economia. Il significato primo di economia è il buon governo della famiglia, della casa, che si è perso completamente ai giorni d'oggi. Cioè oggi nessuno di noi parlerebbe di economia intendendo il buon governo della famiglia. Mentre la centralità, tanto per un autore pagano come Aristotele, quanto per il sommo dottore della cattolicità, San Tommaso d'Aquino, l'economia ha al suo centro la famiglia, la casa. E proprio dopo quello che Trevisan metteva in luce, cioè il progressivo imporsi sul modello di società medievale, dico medievale in senso lato senza entrare nei tecnicismi, medievale per intendere la società plasmata dall'incontro tra la romanità e il messaggio cristiano. Quindi quella società che va grosso modo dalla tarda antichità fino appunto all'irrompere dell'ideologia moderna, il 700 e fine 600, eccetera. Ecco, con il crollo di questa struttura sociale incentrata sulla piccola proprietà, le corporazioni dei mestieri e il ruolo, diciamo, potremmo dire così, di regolazione e di suprema vigilanza da parte della Chiesa, e l'imporsi invece del pensiero liberale, soprattutto in campo Inghilterra, Olanda e insomma i paesi toccati dalla riforma protestante, in un secondo tempo la Germania, all'inizio prevalentemente Inghilterra e Olanda, noi abbiamo il passaggio appunto proprio ad un altro paradigma, che era quello che segnalava Trevisan utilizzando la denuncia di Chesterton, ovvero sia un paradigma che toglie di mezzo la componente etica, toglie di mezzo la centralità della famiglia, e l'economia viene letta secondo categorie appunto parafisiche, cioè a imitazione delle scienze fisiche, come un insieme di strutture che non si sa bene in base a cosa determinerebbero il flusso del denaro, l'acquisizione o meno delle merci, eccetera, eccetera, perdendo completamente di vista il fine. Perché il fine di tutto questo, uno si potrebbe chiedere qual è? Cioè, il fine di un'attività economica così concepita, quindi separata dalla dimensione etica e privata del nucleo fondante della famiglia, qual è? Mentre nella visione classica era ben chiaro qual era il fine, il buon governo della famiglia e della casa, a cui veniva subordinata l'attività lavorativa, mercantile, eccetera, eccetera. Nella visione moderna si perde completamente di vista il fine e di conseguenza crolla tutto il sistema, perché qualunque cosa privata del suo fine perde, potremmo dire, la sua essenza, la sua natura. E quindi l'economia si riduce a quel mostro che appunto descriveva Chesterton. Il Magistero Pontificio cosa fa? A partire da Leone XIII richiama i cattolici alla riscoperta del vero senso dell'economia. La Rerum Novarum non è semplicemente un'enciclica che, potremmo dire così, affronta la questione operaia dal punto di vista emergenziale, cioè irrompe sulla scena europea il problema operaio e il Papa interviene per dire la sua. No, non si tratta di questo, è molto di più. La Rerum Novarum in fondo prende atto dell'emergere, o meglio, del darsi ormai consolidato dell'ideologia liberale, con tutto quello che comporta, dell'emergere
dell'ideologia ancora più violenta del socialcomunismo, e di fronte, potremmo dire così, a questo mostro a due teste, il Papa si sente in dovere di richiamare quella che è la visione classica dell'economia, e facendo questo fa un'operazione rivoluzionaria. Io in questo mio libretto, che in fondo non è nient'altro che la sintesi dei miei studi su D'Agostino, dico che il vero oppositore, la più radicale opposizione al liberal capitalismo non è il marxismo, come comunemente si è pensato, cioè per decenni si è detto c'è il liberal capitalismo, si oppone il marxismo, come fossero appunto due poli di una dialettica. In realtà la più radicale opposizione al liberal capitalismo è la dottrina sociale della Chiesa. Perché? Perché la dottrina sociale della Chiesa ricorda la natura etica dell'economia, cosa che tanto il liberal capitalismo quanto il marxismo negano. Mentre la dottrina cattolica, la dottrina sociale della Chiesa, dice l'economia è cosa per uomini, è realtà umana, l'uomo è un essere morale, quindi l'economia deve essere retta dalla legge morale in tutti i suoi aspetti. E qui un altro aspetto interessante che, sentendo prima parlare Trevisan, mi veniva in mente, dicevo: ma quante coincidenze ci sono tra D'Agostino e Chesterton? Il problema non è la ridistribuzione a cose fatte, perché noi siamo abituati tante volte, anche al giorno d'oggi, a vedere una sorta di contrapposizione tra quello che prima mostrava facendo vedere il sistema keynesiano e il sistema von Hayek, questi qui, tra, potremmo dire così, l'idea liberista per cui si dice l'economia segue le sue regole tra virgolette, perché in realtà non sono regole, le pensano come leggi appunto semifisiche, quindi diciamo l'economia segue le sue leggi, quello che si realizza, questa è l'impostazione liberista, detta proprio brutalmente. L'impostazione keynesiana invece dice l'economia segue le sue leggi, si realizza quel che si realizza, a cose fatte interviene lo Stato che con la mano del fisco preleva e poi ridistribuisce, creando chiaramente una struttura per cui l'economia continua ad essere qualcosa di amorale, e lo dico in senso tecnico, cioè alfa privativa, amorale, cioè senza morale, non necessariamente immorale, ma comunque diciamo che prescinde dalla morale. E poi si crea una azione dello Stato che in qualche modo dovrebbe compensare questa amoralità dell'economia. La visione cattolica invece del Magistero e di conseguenza di Chesterton e di D'Agostino è che l'economia in se stessa, nei suoi processi, si deve dare secondo morale. Quindi non è che ci deve essere un'economia amorale e poi un intervento dello Stato che interviene secondo logiche che possono essere le più varie, di welfare state, no, deve essere proprio i processi economici ad essere conformi alla legge morale. E veniamo un po' a cosa significa dire questo, cioè conformi alla legge morale. Allora, innanzitutto, se l'economia è primariamente il buon governo della casa, quindi il centro di tutto deve essere la famiglia, come ci ricordava prima Trevisan, non si può pensare un'economia morale che non abbia al centro dei suoi pensieri, diciamo, il bene della famiglia. Da qui, ad esempio, l'insegnamento del Magistero circa il salario familiare, quello che ricordava prima, ovvero sia dire che il salario non deve essere semplicemente la retribuzione a livello mercantile della forza lavoro erogata, ma deve essere il prendersi in carico da parte dell'imprenditore del lavoratore e della sua famiglia, per cui il salario dovrebbe consentire ad ogni lavoratore di mantenere dignitosamente moglie e figli e gestire una ordinata vita domestica. Questa è la dottrina di Santa Romana Chiesa, che però, come dire, è stata ben poco applicata. Secondo aspetto, dire che l'economia si deve dare in forma morale, quindi si deve dare secondo morale, vuol dire pensare radicalmente tutti i processi economici, perché vuol dire concepire i processi economici come retti dalla virtù della giustizia, cioè il criterio ultimo direttivo di qualunque rapporto economico, sia esso di compravendita, sia esso la relazione tra lavoratore e datore di lavoro, sia essa qualunque relazione economica, si deve dare retta dalla
giustizia, dalla giustizia nella sua integralità, quindi nell'aspetto commutativo, nell'aspetto distributivo e nei vari aspetti della giustizia. Quindi il salario sociale già quello fa capire molto, ma anche il salario in se stesso, cioè a prescindere, potremmo dire, dalla dimensione familiare. Il salario in se stesso, noi siamo abituati ad esempio a risolvere la cosa appellandoci a delle correttezze procedurali, cioè questo è un po' un difetto di tutto il pensiero, adesso non voglio complicare le cose, ma insomma di certi autori, di un certo modo di intendere il diritto, per cui si dice che una legge è giusta quando è stata prodotta secondo certe procedure. Ora, noi applichiamo questa regola anche alle relazioni economiche, per cui per noi ad esempio si dice che un salario è giusto quando rispetta il contratto nazionale di lavoro, ma non è mica detto. Cioè la contrattazione collettiva non è o individuale, ma persino quella collettiva che viene vista come suprema garanzia, non è mica garanzia di correttezza e di giustizia. Cioè la giustizia non è qualcosa di formale, di procedurale, non è che una cosa è giusta perché ha rispettato delle procedure. La giustizia è qualcosa di sostanziale, quindi che deve riguardare, come dire, la concretezza della cosa in sé. E quindi la dottrina sociale della Chiesa, ma basta leggere appunto le grandi encicliche, la Rerum Novarum, il 40° anno, gli insegnamenti di Pio XII, per non parlare poi quelli di Giovanni XXIII, fino ad arrivare a Giovanni Paolo II, esattamente. Perché il salario sia giusto, deve qualunque salario, quindi qui non si fa differenza tra lavoratori di un certo tipo, qualunque, quindi diciamo così, il salario più basso che si possa concepire, quindi il salario dato al lavoratore del, diciamo, il lavoro meno pagato, potremmo dire, non so, l'operaio appena assunto, l'apprendista, eccetera, eccetera, adesso non mi vengono in mente le categorie, deve garantire il soddisfare i bisogni della persona, non i bisogni vitali e basta, i bisogni della persona, quindi con tutto quello che comporta come dignità, quindi il vestire, avere un'abitazione umanamente decorosa, di poter, non so, comprare i generi necessari alla vita, eccetera, eccetera. La forma, esatto. Dopo deve avere come caratteristica, dicevamo, quello di aprirsi alla famiglia, quindi garantire ad ogni lavoratore di poter mettere su famiglia e mantenerla. Poi, altro aspetto interessante, di poter costituire un piccolo risparmio, perché i papi hanno sempre detto che è dovere di qualunque, diciamo, imprenditore dare uno stipendio che consenta al lavoratore di crearsi un piccolo risparmio che sia sicurezza per lui nei momenti di difficoltà, quindi una malattia, un'invalidità, eccetera, eccetera. Un piccolo risparmio e le provvidenze, cioè pensione, sanità, eccetera, eccetera. Secondo aspetto interessante, ogni rapporto di lavoro, sempre questa è dottrina sociale della Chiesa, ad esempio il Catechismo di San Pio X, per dire, nel rapporto di lavoro, il datore di lavoro non è semplicemente l'acquirente di una forza di lavoro, cioè di qualcosa di una merce, ma si instaura una relazione personale tra due persone, e nel momento in cui si instaura questa relazione personale, il datore di lavoro, che è il capo dell'azienda, il responsabile dell'azienda, deve ad esempio garantire la formazione religiosa dei dipendenti. Il che cosa significa? Che i dipendenti devono poter, non so, essere lasciati in pace di andare a messa la domenica, di poter avere i tempi necessari a, non so, pregare, eccetera, eccetera. Quindi si capisce bene come la visione cattolica sia completamente diversa da quella che siamo abituati a vivere noi, pur avendo i cosiddetti statuti dei lavoratori, eccetera, eccetera. Perché noi ci fermiamo sul piano formale, cioè si dice la conformità a questi parametri e si perde di vista la sostanza. Nella visione invece cattolica, avendo al centro la giustizia, si valuta proprio la conformità a giustizia dei rapporti tra datore di lavoro e lavoratore, ma nella sostanza, cioè come abbiamo visto relativamente alla famiglia, al benessere materiale e spirituale, eccetera, eccetera. Questo potremmo dire che è dottrina sociale della Chiesa base, cioè la si trova nelle encicliche dei papi. Qual è il di più che apporta D'Agostino? Allora, prima di parlare della proposta di D'Agostino, cioè dell'associazionismo aziendale, dico due parole su D'Agostino per capire perché è
personaggio meno noto di Chesterton, quindi merita una piccola presentazione. D'Agostino, dicevamo, l'ho detto io all'inizio, era un avvocato, in realtà ha esercitato poco l'avvocatura perché si è dedicato alla produzione intellettuale, però diciamo per gli anni, fino ai 40 anni, diciamo, ha esercitato l'avvocatura. Lui nasce diciamo, in una delle famiglie più prestigiose del Napoli-Roma, perché la sua famiglia si spostava tra Roma e Napoli, quindi nasce in una grande famiglia di giuristi, di intellettuali, addirittura anche per una famiglia insomma, con delle ascendenze nobiliari, insomma. Lui si formazione molto cattolica, frequenta le scuole dei Gesuiti, una formazione molto cattolica, si laurea in giurisprudenza e da giovanissimo si inizia ad impegnare appunto sia sul versante intellettuale che sul versante politico. Quando cade il regime fascista, premetto, lui non si iscrisse mai al partito nazionale fascista, nonostante gli convenisse, i suoi parenti, i suoi familiari lo avevano consigliato a prendere la tessera, cioè dicevano ma tanto in fondo è una formalità, prendi la tessera e così insomma sei favorito. Lui non prese mai la tessera del Partito Nazionale Fascista perché appunto vedeva delle contraddizioni tra l'ideologia fascista e la dottrina cattolica, quindi lui non prese mai la tessera del BNF. Alla caduta del regime fascista, lui nella Roma occupata dai tedeschi, quindi a rischio della vita, insomma non parliamo di così, veramente ha rischiato di finire internato in qualche campo di concentramento, lui riunisce un piccolo gruppo di intellettuali cattolici e fonda il CPI, cioè il Centro Politico Italiano. Lui, dopo aver fondato appunto il CPI, si dà da fare appunto nella Roma occupata dai tedeschi per appunto la liberazione di Roma. E qui non vi annoio, c'è il famoso appello dell'Alleanza Italiana in cui lui richiamava gli italiani a riscoprire, come dire, la dignità perduta, di trovare tutto un discorso che si lega anche a quegli anni lì, quindi il discorso dell'occupazione tedesca, eccetera. Relativamente al nostro tema è interessante come lui già in quegli anni lì, quindi degli ultimi anni della seconda guerra mondiale e i primi anni del dopoguerra, lui sviluppa un pensiero sociale e politico per consentire a guerra ultimata e diciamo a Italia riavviata alla normalità di essere finalmente uno Stato cattolico. Il suo progetto, lui non ne fa mistero, lui dice il suo progetto è instaurare in Italia la res publica cristiana, cioè fare dell'Italia una res publica intesa in senso latino, quindi non necessariamente a forma istituzionale repubblicana, anzi tutt'altro, ma uno Stato conforme alla dottrina cattolica. Per fare questo lui riflette su tutti i temi appunto della politica, dal piano istituzionale e costituzionale al piano del diritto civile, del diritto penale, fino ad arrivare anche alle questioni economiche. Relativamente alle questioni economiche, lui sviluppa, assieme ad altri autori, sottolineo che in quegli anni D'Agostino, che adesso è stato dimenticato, ma era un nome autorevole, perché era pretore onorario a Roma, frequentava abitualmente gli ambienti di corte, cioè nel 1944 Umberto II lo convocò al Quirinale addirittura, insomma, parlando di un possibile governo, quindi cioè, era un personaggio autorevole. Era in stretti rapporti anche col Vaticano, aveva rapporti con i gesuiti della civiltà cattolica che approvarono i suoi progetti dottrinali e aveva rapporti con lo stesso Pio XII. Relativamente, appunto, dicevamo, al piano sociale, lui sviluppa a partire dal 1945 e poi lo riprenderà in articoli successivi praticamente fino alla morte, però soprattutto l'opera principale è un libro appunto intitolato Socialismo aziendale che raccoglie un po' il suo pensiero. Apro una parentesi, i libri e le opere di D'Agostino sono oggi introvabili perché chiaramente è un personaggio abbastanza scomodo, è un personaggio che non è stato, le sue idee non sono state accolte dalla cultura dominante, nemmeno quella cattolica, cioè per dire non è mai stato studiato nelle università, negli istituti cattolici eccetera, e quindi molto lui è finita lì ancora. Per leggerli bisogna reperire le edizioni, quelle pubblicate ancora da D'Agostino vivente, quindi si parla di testi che non so, sono degli anni 40, degli anni 50, degli anni 60, alcuni anche degli anni 90, perché lui ha pubblicato fino a praticamente poco prima di morire. E quindi lui formula questo suo pensiero chiamandolo associazionismo aziendale. Prima in un articolo del 45 e poi questo libro che è un po' una sorta di summa del suo pensiero sociale. Già il termine è affascinante perché lui parla appunto di associazionismo aziendale. Qui
ci si collega a quello che diceva Trevisan relativamente a Chesterton, ovvero sia il discorso del diritto naturale dei corpi intermedi. Perché, come abbiamo visto prima, il Magistero Pontificio ci ricorda una cosa, ovvero sia che alcune realtà che ad esempio la rivoluzione francese ha abbattuto non erano semplicemente delle, potremmo dire così, costruzioni convenzionali di una data epoca, cioè qualcosa di legato ad una contingenza storica che si dà o non si dà, ma era espressione di una realtà giuridica che ha le sue radici nella natura stessa, e il riferimento era alle corporazioni. Pio XI, nel 40° anno, parla dei municipi e delle corporazioni come realtà di diritto naturale. In che senso? Non nel senso di diritto naturale che ci sono, perché anche qui tante volte si confonde il diritto naturale con la legge naturale in senso moderno, cioè la legge delle bestie. No, non c'entra proprio niente. Non è che i municipi e le corporazioni sono qualcosa che nasce spontaneo, non so, della giungla o no, naturale nel senso che risponde alla natura propria dell'uomo, che è proprio della natura dell'uomo. In che senso? Nel senso che, dice Pio XI, quando delle persone si trovano stabilmente, quindi la condizione è la stabilità, stabilmente, e per un tempo considerevole, a vivere assieme e a cooperare per un unico fine, cioè si trovano, diciamo, ad essere legati in un consorzio di vita, che ad esempio nel municipio è dato dalla territorialità, cioè si vive in un territorio per cui io sono vicino di casa di quello, vado a fare la spesa nel negozio di fronte, puliamo assieme la strada perché sennò prima o poi non ci si passa più, eccetera eccetera. Questo consorzio di vita costituisce una comunità naturale. Quindi il municipio non è che c'è perché l'ha istituito lo Stato, la Regione, ha fatto una legge, un decreto, ma quello semmai viene dopo come riconoscimento di una realtà che esiste. Ma la realtà in sé è naturale, cioè delle persone che vivono in uno stesso territorio costituiscono una comunità. Allo stesso modo la corporazione, perché delle persone che condividono uno stesso lavoro, degli stessi interessi, una stessa arte, perché possiedono uno stesso sapere operativo, naturalmente costituiscono una comunità, quindi sono una realtà naturale, in questo senso. Ovviamente la rivoluzione francese spazza via tutto questo, e quindi nella situazione attuale noi cosa abbiamo? Abbiamo la relazione dell'individuo con, diciamo, il collettivo, lo Stato. Si è perso tutto il piano intermedio, a partire dalla famiglia fino a tutti i corpi intermedi, corporazioni, municipi, eccetera, eccetera. Ora, D'Agostino, la grande operazione di D'Agostino è quella di tentare, potremmo dire così, di formulare una visione della realtà aziendale proprio come uno di questi corpi intermedi, come una comunità. Per fare questo D'Agostino cosa fa? Va all'essenza di cos'è l'impresa, cioè D'Agostino, da buon filosofo, prima di fare progetti vuole conoscere la realtà. Allora si interroga su qual è la realtà di un'impresa, cos'è un'impresa, e anche qui ricorre all'insegnamento dei papi. I papi cosa dicono? In modo particolare Leone XIII e Pio XI, che lui chiaramente in quegli anni conosceva e studiava, dicono che l'impresa è il consorzio del capitale e del lavoro, e tanto Leone XIII quanto Pio XI precisano che non si dà attività economica senza il capitale, ma non si dà attività economica senza il lavoro. Cioè è necessario tanto, potremmo dire così, l'apporto materiale dei mezzi di produzione, in questo senso capitale, cioè i capannoni, i macchinari, la materia prima da lavorare, eccetera, eccetera, quanto chi concretamente la lavora, cioè il lavoratore. Ora, se l'impresa è un consorzio, cioè un'associazione, tra l'apporto del capitale e l'apporto del lavoro, alla luce di quello che anche citava prima Trevisan, cioè la citazione di Leone XIII, che dice che giustizia vuole che il frutto del lavoro sia di chi lavora, cioè che ognuno abbia il suo, declinando il termine alla definizione classica di giustizia, ciascuno il suo, D'Agostino cosa dice? Dice benissimo, ma allora l'impresa non è solamente del capitalista, l'impresa è tanto del capitalista quanto del lavoratore. In che senso? Questo per differenziare il progetto associazionista da altri progetti tipo cogestioni moderne
nel senso che il lavoratore viene ad acquisire dei diritti sui beni di produzione, perché questo sarebbe un attentato alla proprietà privata. Cioè D'Agostino lo precisa, dice non è che il lavoratore diventa proprietario del capannone o diventa proprietario dei macchinari, no? Quelli sono di chi li ha comprati, cioè del capitalista. Ma l'impresa, intesa come organizzazione, cioè intesa come quella associazione appunto che utilizza i mezzi materiali attraverso il lavoro per produrre o commercializzare un dato bene, quella organizzazione è tanto dell'uno quanto dell'altro, cioè è tanto di chi mette il capannone quanto di chi mette il lavoro giornaliero. Questo porta a un risultato, e mi stupiva prima ascoltando Trevisa, analogo a quello del distributismo, perché in fondo, e lo dice benissimo D'Agostino, in questo sistema tutti diventano imprenditori, cioè non si dà più l'equazione capitalista uguale imprenditore come oggi, cioè noi lo usiamo anche come sinonimo. Di solito quando uno dice quello lì è un imprenditore si intende che è proprietario, non so, di una fabbrica, di un capannone, eccetera. Nella visione di D'Agostino, più correttamente, imprenditore è chi si fa carico del rischio di impresa. Ora, se si considera l'impresa come un'associazione, appunto, il rischio di impresa è in capo tanto a chi mette il capannone quanto a chi mette le braccia per lavorare, con la testa per pensare, fare un progetto, eccetera. Quindi tutti i soggetti dell'economia diventano imprenditori, diventano proprietari di parte della realtà di quell'organizzazione che è l'impresa. Ovviamente un progetto di questo tipo si scontra e con la visione liberale che dice no, il centro è il mezzo di produzione, tanto con la visione marxista che vuole capovolgere e quindi fare la lotta di classe, perché una visione di questo tipo rende ugualmente imprenditori tanto quelli che oggi sono, potremmo dire così, gli operai, quanto quelli che sono i capitalisti, e quindi annulla alla base ad esempio la lotta di classe, perché non ci sarebbero più due classi contrapposte, ci sarebbero degli imprenditori che collaborano, chi portando i macchinari, chi portando la propria intelligenza, chi portando la propria forza lavoro per realizzare il progetto di quella determinata organizzazione, che è produrre bulloni o fare un'altra cosa, commercializzare un certo prodotto, eccetera. D'Agostino poi entra nel dettaglio, perché D'Agostino non è che si limita a dire le cose così, qui magari non vi annoio, però ho dedicato un capitoletto del mio libretto al dettaglio, cioè come lui intende poi questa regolazione. Quindi lui parla di azioni di capitale e azioni di lavoro, parla di come dovrebbero queste due tipologie di azioni concorrere alla elezione degli organi direttivi dell'impresa, eccetera, eccetera. Quindi c'è proprio un progetto per concepire le attività economiche come delle vere e proprie associazioni, associazioni di portatori di capitale e associazioni di portatori di lavoro. D'Agostino però, da buon realista, perché chiaramente D'Agostino ha un po' come nome tutelare, oltre che i grandi papi sociali, ma San Tommaso, insomma il pensiero realista, da buon realista D'Agostino parte dalla realtà, cioè non è che presuppone di plasmare la realtà in base alle idee, ma semmai il contrario, cioè di farsi delle idee alla base partendo dalla realtà. E quindi lui prende atto che non tutte le aziende sono uguali, non tutte le imprese sono uguali. Quindi D'Agostino dice, benissimo, io propongo il modello associazionista, ma mi rendo benissimo conto che è un modello, ad esempio, inapplicabile alle aziende artigiane. Perché? Perché nelle aziende artigiane il capitale che viene rischiato non è semplicemente appunto capitale sociale, ma è la stessa, cioè è la totalità della proprietà dell'artigiano. Quindi evidentemente D'Agostino dice nelle imprese artigianali, noi oggi potremmo dire quella conduzione familiare, si potrebbe fare una serie di specifiche, è ovvio che deve continuare a prevalere il modello salariale, cioè il proprietario resta l'artigiano che se eventualmente necessita di collaboratori assumerà degli operai pagando un salario che deve rispettare le regole che abbiamo detto prima, quindi non il salario inteso in senso liberale, cioè ti pago quanto dice il contratto. No, ti pago quanto è giusto, quindi che tu possa mantenere la moglie, i figli, eccetera. Quindi D'Agostino dice, se tu vuoi avere dei salariati, li paghi con un salario giusto, ma nelle aziende, lui poi specifica quali aziende, ma noi oggi per semplificare diremo nelle grandi aziende, ma D'Agostino è più preciso, cioè dice nelle società anonime di capitale, cioè
quelle aziende che hanno personalità giuridica e che quindi non implicano la coincidenza tra capitale sociale e capitale del capitalista, cioè soldi privati, sui beni privati. In questo tipo di aziende, dice D'Agostino, il modello proprio è quello dell'associazione, cioè non è pensabile riconoscere come unico proprietario di una organizzazione che nasce dall'incontro fra due soggetti, il capitalista e il lavoratore, riconoscere come unico proprietario chi porta al capitale, che sarebbe un atto contro giustizia. Mentre concepire l'azienda appunto come di comproprietà fra i due soggetti risponde pienamente a quella giustizia che richiamava Leone XIII, cioè che ognuno deve essere padrone dei propri frutti, e quindi se i frutti sono di chi ha messo i macchinari ma anche di chi ci ha messo il lavoro, i frutti devono essere condivisi, cioè devono essere tanto dell'uno quanto dell'altro, secondo delle logiche che appunto nello specifico non entro per non annoiarvi, ma che D'Agostino vedeva bene proprio nel dettaglio. Cioè lui ad esempio pensava al caso in cui il capitalista fosse anche lavoratore, oppure nel caso in cui il capitalista fosse lui a dirigere l'azienda, invece il caso in cui il capitalista si disinteressava completamente dall'azienda e metteva solo il capitale, diciamo, a rendita. E in tutti questi casi c'erano delle modalità per ricalibrare le quote azionarie, quindi è un lavoro interessantissimo che ha fatto D'Agostino. Ma adesso, senza entrare nel tecnicismo, è a mio avviso importante sottolineare, perché spero magari diventi motivo anche di riflessione nei giorni successivi, proprio l'idea radicalmente diversa che c'è dietro rispetto a quello che noi viviamo quotidianamente. Cioè qui stiamo parlando di un progetto economico, come è questo appunto dell'Agostino, che volutamente pone a centro la questione etica. Cioè qui il problema di D'Agostino non è pensiamo una soluzione economica per aumentare il PIL, oppure troviamo la maniera per rendere più produttivo, no. Magari questo qui anche lo si ottiene, perché D'Agostino giustamente dice che chiaramente uno tanto più è coinvolto come anche interesse nell'azienda, tanto più lavora meglio, perché un conto è se io lavoro per altri, un conto è se io lavoro per me stesso. Se io lavoro per me stesso lavoro molto meglio. Ma però il problema di D'Agostino principale non è questo, il problema di D'Agostino è la giustizia, cioè una questione etica. D'Agostino dice come facciamo a far sì che l'economia sia giusta, cioè si dia conformemente alla virtù di giustizia, e questo è già da se stesso rivoluzionario, perché noi non ce lo poniamo mai questo problema. Noi tutt'al più, come dicevo prima, ci poniamo il problema a cose fatte, cioè è come se l'economia fosse qualcosa di intangibile che si dà in se stessa, e poi noi semmai, dico semmai perché più delle volte non ci poniamo nemmeno questo, ma semmai ci poniamo il problema dopo, cioè diciamo beh però ci sono tanti poveri, oppure beh c'è magari qualcuno che è sfortunato, come facciamo ad aiutarlo? Ma a cose fatte. Invece il punto è che l'economia, le aziende, la struttura economica deve essere integralmente conforme a giustizia, che non si devono dare relazioni economiche contrarie all'equità e alla giustizia. E questa è la visione rivoluzionaria di D'Agostino, cioè fare dell'etica potremmo dire il perno di una visione economica, e già questo, come dire, scardina 300 anni di pensiero economico, insomma dal 700 in poi. E quindi appunto c'è questo autore che, così adesso io non vi annoio oltre, insomma vi invito così a riscoprire, ad approfondire, a riflettere. L'ultima cosa, il discorso delle corporazioni, perché D'Agostino parla di associazionismo aziendale e poi, dovremmo dire, allargando il campo, lui parla di libera economia associata, perché lui dice le imprese associazioniste, cioè l'industria intesa come organizzazione associativa di capitale e lavoratori, non è che si danno così nel deserto, si danno in una società, e quindi è l'intera società che si deve dare secondo una logica diversa, che deve essere quella appunto cattolica. E quindi lui parla di libera economia associata per intendere un'economia che rispecchi quei principi che diceva prima Trevis, richiamando Leone XIII, Pio XII, ma la tradizione medievale prima, eccetera. Ovvero sia un'economia in cui il centro sia innanzitutto la dignità della persona, e qui c'è ad esempio il discorso del lavoro. Il lavoro, noi siamo figli del pensiero liberale, e nel pensiero liberale liberista, insomma, adesso entra nel dettaglio, il lavoro è una merce, cioè come il capitalista acquista
il ferro grezzo e poi lo trasforma in bulloni, alla stessa maniera acquista la forza lavoro degli operai. Con la differenza però che il ferro è una res, una materia, il lavoro, fino a prova contraria, non è separabile dalla persona che lo compie, è un qualcosa che inerisce la persona stessa, quindi è atto personale, è qualcosa che tocca la dignità personale. Ragione per cui il lavoro non può essere una merce, e questo l'ha denunciato a partire da Leone XIII, che ha condannato la dottrina liberale del salario merce, proprio perché il salario non deve essere il pagare una merce, perché il lavoro non è e non può essere una merce. Il salario deve essere, potremmo dire così, ciò che l'impresa dà a quella persona per il bene di quella persona che collabora all'attività dell'impresa. E quindi torniamo al discorso che il salario deve tenere conto del bene reale della persona, della sua famiglia, della sua salute, della sua vita spirituale, eccetera, eccetera. Non può essere il pagamento di una merce, cioè tu mi fai un servizio e con i soldi il corrispettivo. È sempre un rapporto fra persone, quindi che deve tener conto della dignità della persona. Poi il discorso appunto corporativo, perché D'Agostino dice nel quadro della libera economia associata ovviamente non si deve dare come ora una impostazione di tipo classista. Apro una parentesi, D'Agostino era profondamente ostile alla lotta di classe, da buon cattolico la condannava, la rifiutava, eccetera, ed era altrettanto, diciamo, ostile forse una parola forte, ma insomma non certo favorevole all'impostazione sindacale, cioè all'idea che ci sia il sindacato dei lavoratori, il sindacato degli imprenditori, oggi diremo, non so, i sindacati confederali e la Confindustria, e che diciamo gestiscono i rapporti economici in una logica conflittuale, cioè una logica di contrapposizione, di contrattazione. D'Agostino invece ha una visione di tipo medievale, classica, cioè di cooperazione, di collaborazione, e quindi che necessita per sua stessa logica la presenza dei corpi intermedi come le corporazioni, corpi intermedi come potevano essere insiemi di aziende, cioè tutta una logica che faccia sì che la società non si dia secondo una logica contrappositiva, ma secondo appunto una logica di cooperazione per il bene. Anche qui torna l'etica. Non è tanto l'obiettivo, non è tanto massimizzare il risultato, perché in questa logica uno potrebbe dire dal conflitto esce, non so, il risultato più efficiente, più utile, eccetera. Però a prezzo di cosa? Ammesso anche che esca il risultato più efficiente, più utile, ma a prezzo dell'etica, cioè a prezzo che qualunque cosa va bene per ottenere il risultato. Nella logica di D'Agostino assolutamente no, quello che conta è l'etica, la conformità alla giustizia, che la vita delle persone e della società sia conforme al bene. E quindi libera economia associata, aziende appunto strutturate come consorzio di lavoratori e capitale e così via. In fondo un progetto speculare e complementare con quello di Chesterton, di Belloc e di questi autori. Io vi ringrazio per l'attenzione, spero di non avervi annoiato. Io chiedo scusa perché mi sono reso conto magari che ho sottratto un po' di tempo, andato un po' lungo. Se c'è tempo per qualche vostra, fa piacere chiunque voglia rispondere, perché tipo questo tipo di idee così, cioè non ha fatto breccia tra virgolette neanche tra i cattolici, cioè uno che è cristiano queste cose cioè, il cattolico nella politica moderna e liberale non proponeva queste idee, come mai è successo? No, allora ci saranno senz'altro tanti motivi. Io condivido prima una motivazione generale, poi nello specifico su D'Agostino. La motivazione generale è che purtroppo la politica degli stati moderni, almeno a partire dalla rivoluzione francese e conseguenze, perché noi leghiamo la rivoluzione ad un territorio, la Francia, ma dimentichiamo che in fondo la rivoluzione francese è stata virale, prima per via delle occupazioni rivoluzionarie, poi per le occupazioni napoleoniche e poi per un processo diciamo di osmosi. Potremmo dire che tutto l'Occidente oggi è figlio della rivoluzione francese, e nella logica della rivoluzione francese la categoria politica diciamo dominante è quella del pensiero liberale. Quindi anche gli stessi cattolici, dopo una fase che è stata diciamo denominata secondo diversi periodi
intransigentismo, eccetera, eccetera. Ma insomma, passata una fase di opposizione diretta ai frutti della rivoluzione, via via, a partire almeno, diciamo, i primi tentativi sono anche abbastanza datati, perché in fondo potremmo risalire addirittura al clero giurato della Francia rivoluzionaria, insomma più vicino a noi potremmo parlare dei cattolici liberali francesi, da Lamennais al Sillone, eccetera. Ma soprattutto nella seconda metà del condannati, certo, che condannati, Lamennais condannato da Gregorio XVI e il Sillone condannato da Pio X. Ma però sono stati condannati, però hanno fatto breccia, perché hanno fatto passare nella popolazione cattolica delle idee che erano sostanzialmente liberal-democratiche. E soprattutto però nella seconda parte del Novecento noi abbiamo di fatto la quasi sovrapposizione del pensiero cattolico politico e pensiero liberale, un po' dappertutto. Se noi vediamo tanto in Italia, in Germania, in Francia, insomma nei paesi cattolici più significativi, sostanzialmente l'impegno politico cattolico veniva ad assumere categorie di tipo liberal-democratico, cioè si identificava sostanzialmente con l'agenda liberale, corretta, riveduta, con aggiunte, sostanzialmente l'impianto era quello. E questo ha fatto sì che autori alternativi al sistema liberale, come appunto Chesterton, Agostino, ma si potrebbero fare altri esempi, eccetera, eccetera, siano stati completamente esclusi dal panorama politico, proprio perché erano, direi così, nemmeno contestati, cioè erano proprio dei marziani, cioè come se parlassero un'altra lingua, un po' è come se, non so, ecco, un po' come succede certe volte oggi, se in una comunità c'è un'idea dominante, magari, non so, diffusa dai mezzi di comunicazione, per cui si fa passare come normale una certa cosa, se capita di lì uno che, come dire, obietta candidamente, dice no, assolutamente, è l'esatto contrario, cioè non viene nemmeno contestato, viene semplicemente considerato un marziano, un matto, qualcosa, uno che dice delle cose improponibili, che non stanno né in cielo né in terra, eccetera, eccetera. E quindi le proposte, tanto di Chesterton quanto di Agostino, nella migliore delle ipotesi è stata vista come qualcosa di naif, direi. Cioè, sì, dei buoni cattolici con delle belle idee, ma che insomma non stanno in piedi, sono delle cose insomma utopiche, la realtà è un'altra cosa. Questo è un po' il quadro. Posso aggiungere qualcosa? No, volevo rispondere un attimo perché è molto stimolante la domanda. Bisogna ricordare che il fratello di Chesterton, Cecil, che è morto, che era anche lui giornalista, attivista, che è morto durante la prima guerra mondiale, che andò come volontario perito per la fine del 1918, insieme a Pilar Belloc avevano scritto, quegli anni in cui Belloc, ho detto che manifestava le mie dell'elettro, avevano scritto contro la partitocrazia, che è stato pubblicato anche da poco, per dire, quindi all'interno della stessa democrazia inglese era permesso la manifestazione, però erano insignificanti dal punto di vista numerico, erano sempre visti come i cattolici romani, tra virgolette, perché c'è sempre il discorso comunque dell'egemonia culturale, che da una parte dell'Inghilterra era liberale, dalla parte, se guardo adesso lo sguardo nel dopoguerra nostro, era un'egemonia culturale di sinistra. Quindi questo, ecco, qui chiudo, potrei dire la stessa cosa a quello che è successo a Giovannino Guaresti. Giovannino Guaresti, proprio perché era veramente anticomunista, è stato speggiato, è stato visto proprio come il tre volte idiota, come lo battezzava Palmiro Togliatti, proprio volendo rimarcare la sua imbecillità del trinaricismo. Tre amici, tre volte idiota. E quando morì Giovannino Guareschi, pochissimi ebbero il coraggio, anche tra i cattolici, di andare al suo funerale, perché era pericoloso. Cioè, questa era quando lui denunciava le foibe in tempo reale, il massacro, il Messico d'Italia, il triangolo della morte qui in Emilia, lui le denunciava in tempo reale, però erano confinati ai suoi lettori, erano battaglie quasi esclusive. E entrambi, e qui vorrei finire, lui non l'ha detto, vediamo se ha il coraggio, non so di dirlo, dagli stessi democristiani furono trattati molto male, sia da Agostino che Giovanni Guareschi. È interessante capire
però sentiamo il suo. La ringrazio per quello che ha detto dell'avvocato Carlo D'Agostino, che ho avuto modo di conoscere. Sono stato sulla storia a Roma in Brianza, ho avuto l'onore di ospitare la casa della Bologna e leggevo puntualmente la parola proponente Alleanza Cattolica con una scrittina da Nino Castellani di tutto il gruppo dei pensatori cattolici della zona della Veneto Friuli. Quello che posso dire è che ricordo la grande semplicità, ma anche l'ingenuità del personaggio. Un'ingenuità, diciamo, che valeva alimento anche dalla sua similità, perché traguiva sempre al diavolo, una buona fede e molto spesso. C'è un'altra cosa circa il pensiero della retribuzione di un lavoratore a seconda delle sue necessità. C'è un grosso rischio che può confinare tutto il discorso. Gli deve assumere una persona e deve retribuirla a seconda delle sue necessità. Non lo farà mai se queste necessità sono di un certo tipo e particolarmente gravose, perché altrimenti il costo lavoro viene dal punto che rende assolutamente inevitabile il prodotto o le attività del suo svolgere. Quindi questo deve stare molto attento, perché così facendo si creano veramente delle sacche di povertà proprio da parte di quelle famiglie magari molto numerose, con maggiori esigenze naturali. Invece io trovo che sia molto più appropriato il pensiero del professor Cinquetti, il quale considerava il fatto che lo Stato avesse dei doveri precisi nei confronti dei suoi cittadini, perché avendo scoperto l'enorme truffa della emissione monetaria trasferita dallo Stato ad enti bancari, che ha trasformato i servitori dello Stato in loro servitori, si è ingenerato quell'immenso debito pubblico che rende utopica anche questo tipo di proposta. Lo Stato, del resto, come sappiamo, chiedo scusa se mi è stato messo in condizioni di assoluta mancanza di sovranità, proprio con la serie dei patti che ci hanno cacciato dentro l'iniqua Unione Europea. Uso dei termini un po' falli, però si tratta veramente di un crimine condotto non soltanto nei confronti degli Stati tesi, ma dei popoli dell'Europa, con particolare gravame nei confronti di quelli che avevano, per motivi di dinamica interna, la necessità della revisione dei cambi, per cui l'Italia fino a un certo punto ha retto determinate situazioni, ma non solo l'Italia. Poi con l'impossibilità di adeguare i cambi a quello che era la limitazione del costo della vita, si sono trovati con i prodotti sempre meno competitivi. Direi che queste due cose si sposano abbastanza bene. Quindi avrebbe veramente studiato più a fondo il problema prima di una proposta così ex abrupta, perché non trova accoglienza in quanto che può essere accusata di mancanza di apprezzamento della realtà, così come la vediamo oggi. La proposta è interessantissima e direi stimola il pensiero dei cattolici, però il pensiero dei cattolici è anche radicato dalla realtà. C'è un'ultima cosa che voglio dire. La situazione nella quale si è trovato l'avvocato D'Agostino è stata determinata proprio dal fatto dell'accettazione generale del pensiero liberale e dall'assenza del pensiero nell'ambito della Chiesa, di quella formazione tomista che è venuta a mancare almeno da una
sessantina d'anni. In questa situazione particolare noi troviamo che alcune affermazioni che erano di San Tommaso, ma erano anche di Aristotele, sono state bocciate nonostante il lavoro, assoluta razionalità, facendo una distinzione, come faceva il Refugio magari Dolbini, tra ragione e razionalità, e razionalismo. Perché? Perché lui giustamente diceva in modo castico che il razionalismo sta a ragione come la polmonite sta al polmone. Allora, in questa situazione ci troviamo di fronte anche a determinate affermazioni che considerano il massimo l'eticità di una legge non soltanto dalle modalità in cui la legge è approvata, ma dal numero delle persone che votano. Ma la legge del numero è eticamente amorale, perché è finalisticamente neutra. E quando si dice che è amorale vuol dire che è aperta a qualsiasi immoralità. Ed è una cosa che poi purtroppo nella quale ci imbattiamo ogni giorno, ci sbattiamo la faccia, tristemente rompendoci. Chiedo scusa. No, anzi, ti ringrazio moltissimo per questo ricco intervento. Io approfitto per cogliere appunto le sue suggestioni, per dire, relativamente al salario familiare, io non sono entrato nel dettaglio, mi immagino che in realtà diciamo, il rischio che lei paventa è reale se lo si concepisse in modo rozzo, potremmo dire così, cioè detto semplicemente chi ha più figli deve prendere più stipendio, ma ovviamente tutti quanti assumerebbero, magari non so, facendo prima un test di sterilità, così sono sicuri di non dover pagare per i figli, però in realtà la cosa potrebbe essere calibrata in modo più raffinato, cioè in una società organica in cui ci sia una strutturazione per corpi intermedi, ad esempio sarebbe concepibile una forma di, potremmo dire così, di intervento sui salari da parte della corporazione, come succedeva nel Medioevo. Le corporazioni avevano come proprio compito quello di aiutare ad esempio i membri che si ammalavano, oppure i membri che morivano e lasciavano quindi la vedova, quindi che veniva mantenuta dalla corporazione, oppure altre forme diciamo di questo tipo. Quindi si potrebbe concepire come ad esempio onere corporativo quello di aumentare il salario a chi ha più figli, oppure altre formule. Però l'importante è il principio, cioè il principio che il salario non deve essere il corrispettivo, il pagamento di una merce, come è nella teoria liberale, ma deve essere appunto il farsi carico da parte dell'impresa delle esigenze di una persona, cioè di fronte c'è una persona, non c'è una merce. Quindi se quella persona deve mantenere 5 figli, io non gli posso dare quello che serve per vivere in uno, perché gli altri 4 cosa fanno? Vivono di aria. Quindi, sì, ma il rapporto non può essere nei confronti dell'azienda. Il mio maestro, che combatteva fortemente la immensa truffa della sovranità monetaria sottratta all'antico, allo Stato, concepiva la funzione monetaria riportata allo Stato, quindi denaro non più moneta debito ma moneta credito, con un diritto di cittadinanza economico, in termini economico, che doveva gravare sullo Stato, il quale poteva soccorrere determinate situazioni senza indebitarsi, perché noi viviamo in un clima di moneta debito, in quanto che nel momento in cui la banca ci dà i suoi biglietti di banca, ce li addebita come se avessero un costo, mentre sono un costo duro. Non solo, ma paghiamo un interesse anche su questo, ma il discorso sarebbe proprio Vabbè, io conosco il pensiero che tra l'altro il movimento distributista italiano, se va a vedere, io ho accennato poco, riprende le lezioni di Giacinto Ritti sulla sovranità della moneta, ci sono anche i suoi epigoni all'interno del movimento. Cioè, quello che volevo aggiungere, oltre a questo che è importantissimo, che però meriterebbe ovviamente più tempo, è interessantissimo, sono le politiche sulla famiglia che sono mancate, che nel momento in cui la famiglia viene divisa in individui, non ci sono più persone, si fanno politiche di tipo individualistica, che però sono di impostazione
liberale ancora. Se invece le politiche anche fiscali di aiuto vengono sulla famiglia, quindi se ne è parlato anche del cosiddetto quoziente familiare ultimamente, però non si è mai attuato in Italia, non sono mai state fatte politiche adeguate centrate sulla famiglia, perché se la famiglia non è che sia il primo dei corpi intermedi, questo bisogna chiarirlo, perché quando noi diciamo che c'è l'individuo e lo Stato, lo diciamo nella ignominia, nella vergogna in cui l'individuo è stato spogliato del suo schiavo dinanzi allo Stato, ma in realtà non è stato così. La natura non è questa, la natura parte, come si diceva in Aristotele, qui la famiglia precede lo Stato, quindi è una comunità naturale, come ha detto Samuele, proprio perché antecede lo Stato ha dei diritti propri inalienabili. Se quindi viene prima, devono essere attuate delle politiche sulla famiglia. Nel momento in cui noi non vediamo la famiglia, creiamo un'iniquità, una cosa spaventosa, quindi anche la richiesta è quindi anche la richiesta del dire diamo più soldi a chi ha più figli perché li dobbiamo aiutare o perché le donne non devono lavorare. In questo tipo di dove non c'è una comprensione della famiglia diventa un carico enorme che non può portare da parte del datore di lavoro, che non può assumersi lui questo onere. È ovvio che qualcuno potrebbe pensare ma che paga queste cose? Giustamente riequilibrando con la sovranità monetaria, che diceva il Signore giustamente, e poi anche con la centralità della famiglia si potrebbe cercare di riequilibrare. Ovvio che se non si può mai parlare della sovranità monetaria, che io sfido chiunque sappia che sia, adesso per carità, oltre ai nostri Francesco sappia chi sia stato Giacinto Ritti, il problema non è che sia un argomento in cui se ne parli, anzi è abbastanza sconosciuto, credo, ha fatto bene a citarlo lei e sono d'accordo che bisognerebbe quantomeno parlarne. Ma sai, io ho parlato con parecchi economisti anche di livello internazionale e così, e ho detto ma cosa ne pensa del distributivismo? Mai sentito. Cioè per dire, e alcuni di questi erano anche cattolici, cioè voglio dire, non è che qui siamo